Sì, allora intanto grazie di essere qui. Alcuni di voi ho visti già il convegno, quello sulla politica agricola, in particolare la politica agricola comune, che si è svolto alcuni giorni fa. Noi siamo molto contenti di ospitare questo incontro. Sappiamo, non siamo moltissimi, ma siamo anche tanti rispetto alla mia esperienza di organizzare convegni, incontri di questo tipo, perché la promozione dell'incontro è stata fatta all'ultimo momento. Quindi rispetto al tempo della promozione che ci era accordato, la presenza per me è più che buona. Sono, ripeto, felice che ci sia questo incontro qui, perché noi vorremmo fare insieme con voi intanto delle riflessioni sul tema della giornata di oggi. Per esempio parlavo con qualcuno di voi poco fa, che ero stato in Austria 2 mesi fa, e dei signori che avrete sentito nominare di una grossa associazione che si chiama ProHolz erano molto preoccupati, perché hanno detto: caspita, adesso con tutto questo legname che bisogna tagliare, comunque è stato buttato a terra, bisogna vendere, se viene svenduto alla fine si abbassa anche il prezzo qui da noi, e questo per noi è un problema. E allora una riflessione che io ponevo, e lo dico anche a chi ha una visione più globale del tema, che non riguarda quindi solamente il discorso del legno. Abbiamo, sapete, causa della crisi, siamo stracolmi in pianura di capannoni inutilizzati. C'erano dei dati di recente pubblicati, è una strage, diciamo, no? Capannoni vuoti, che quindi potrebbero essere utilizzati sicuramente a bassissimo costo e nei quali si potrebbero stoccare notevoli quantitativi di legno, ovviamente con certi accorgimenti, bagnarle il legno, quello che voi sapete sicuramente meglio di me. Però è una riflessione da fare, perché se no, parlavamo con alcuni di voi, succede che appunto si vende a nulla, a pochissimo, il legname, che comunque è un legname che ha un suo valore ed è peccato, ripeto, svenderlo. Quindi sarebbe bello anche una riflessione anche su questo, un documento di indirizzo, una richiesta anche alla regione del Veneto, che è la più colpita forse e che è la più interessata anche a questo tema. Poi l'altro aspetto che mi fa piacere di segnalare è che questo incontro nasce anche perché abbiamo parlato insieme con voi, con Brunori, ma con tanti altri, poi in particolare con Veneto Agricoltura, del fatto che, siccome questa è l'unica vera fiera di montagna che abbiamo in Italia, quindi è molto caratteristica, è molto specifica. Quando ci dicono ma voi avete i problemi della concorrenza delle grandi fiere, è vero, però fino a un certo punto, perché noi vogliamo mantenere questa identità montanara, diciamo, e quindi su questo non abbiamo molta concorrenza. Allora un tema per noi essenziale è proprio quello dovuto al disastro che è nato, quello delle foreste, e quindi insieme con Veneto Agricoltura, qui ben rappresentata, c'è anche Giustino Mezzalira lì, vorremmo proprio fare un festival e fiera delle foreste. La data l'avremo già identificata nel 14-15 di settembre. Stiamo organizzando un comitato tecnico che però non è chiuso, nel senso che abbiamo già visto qualcuno qui che potrebbe essere inserito in questo comitato, perché vorremmo che fosse uno sforzo di tutti per capire. Quindi noi mettiamo a disposizione il nostro know-how, le nostre organizzazioni, i locali eccetera, però ovviamente noi abbiamo bisogno delle aziende, delle associazioni, di chi si occupa del tema, di chi ha esperienza, chi ha conoscenza del tema. E questa fiera noi abbiamo l'auspicio e anche l'ambizione che sia una fiera di carattere nazionale, con un forte supporto organizzativo, e non solo da parte del Ministero delle Politiche Agricole. Così almeno si è espresso il sottosegretario Manzato, che è stato appunto qui, che ha inaugurato la fiera precedente, quella di Ricostruire, e ha appunto annunciato questa collaborazione per poter appunto rendere nazionale anche un tema che ha colpito noi oggi, ma che è un tema così importante a carattere non solo locale ma nazionale, se non addirittura europeo, ed ecco perché noi siamo in rapporti con ProHolz e con altre strutture importanti fuori dell'Italia. Ecco, quindi
Volevo lanciare, no, questi due messaggi, ma ribadire soprattutto il ringraziamento per aver organizzato qui questo evento. Partiamo in pochi ma buoni, la prossima volta saremo tantissimi, quindi ho visto a proposito l'incontro che è stato organizzato con molto anticipo dalla fondazione, se non sbaglio si chiama Angelini, al Teatro Comunale, che era stracolmo, quindi il tema è un tema molto sentito e quindi seguiamo quella strada e collaboreremo anche con loro. Bene, grazie. Allora, grazie al presidente di Romano Fiere, Gianangelo Bellati, che ha introdotto e ha detto bene soprattutto il fatto che guardiamo ecco, a questo tema, però in funzione anche di un incontro più importante che Longarone Fiere vorrà ospiterà fra circa 6 mesi qui. Ecco, chiediamo anche un saluto, è importante, siamo in provincia di Belluno, quindi i dottori agronomi forestali sono benissimo rappresentati dalla dottoressa Paola Berto, che però è qui anche come CONAF. Prego, dottoressa. Grazie Mimmo, buongiorno a tutti, benvenuti a questa manifestazione. Appunto ho l'onore di rappresentare su delega del vicepresidente il signor Bottavia, dottor Bottavia del Piemonte, il CONAF e l'associazione degli agronomi e forestali di Belluno da parte del presidente dottor Andric, che non possono essere presenti perché sapete che in concomitanza c'era anche un altro evento che riguardava sempre la questione della tempesta Avaia, che si è tenuto oggi a Belluno e che prevedeva poi anche una parte nel pomeriggio. L'ordine di Belluno è un ordine che vede la presenza di molti forestali e noi riteniamo che la figura del laureato in scienze forestali vada valorizzata e vada tenuta presente dalle amministrazioni. Questa cosa può riguardare non solo gli aspetti proprio della gestione dell'emergenza, ma anche tutta questa fase che adesso si avvierà con la pianificazione forestale in primis, anche perché proprio legandomi ai temi della certificazione sappiamo che la pianificazione è uno degli elementi fondamentali per poter poi fregiarsi di questa certificazione. Il CONAF tra l'altro è certificato sia FSC che PFC e quindi questo è un'ulteriore testimonianza dell'interesse che le certificazioni portano a tutto il settore, a tutto il comparto, e oggi siamo qui anche per sentire le opportunità che ci vengono date proprio da questa visione. Dicevo la figura del dottore forestale, l'auspicio appunto che le amministrazioni coinvolgano sempre più i tecnici, non solo negli aspetti appunto pianificatori, ma anche in quella che è tutta la gestione poi della direzione delle operazioni per il recupero del legname e nella progettazione delle attività forestali che sono connesse, in particolare la viabilità forestale, ma anche proprio l'esbosco vero e proprio. Quindi nel portarvi ancora una volta il saluto del nostro ordine, vi ringraziamo per l'invito e auguriamo buon lavoro. Grazie. Grazie Paola, che ci manca molto come collega di Veneto Agricoltura, moltissimo, per cui la ringraziamo di essere qui, di aver portato questo saluto. Ora questo convegno ha un bel titolo, 5 mesi da Vaia, sfide e opportunità per il settore forestale, quindi cerchiamo di fare una riflessione che ci sia di aiuto, come ben ha detto Paola. Questo convegno è stato voluto da PFC Italia, che voi conoscete certamente quasi meglio di me. Allora chiediamo al suo vicepresidente, che è Francesco Della Giacoma, cortesemente di portare il suo contributo. Eccolo qua, grazie. Grazie. Bisogna stare molto vicini con il microfono. È meglio che metto io. Persino non so se è così.
grazie. Sfide e opportunità legate alla tempesta di Vaia. Allora, prima di tutto grazie per questo invito. Io sono vicepresidente di PFC, vengo dal Trentino, farò riferimento molto ai dati del Trentino perché sono anche i dati disponibili che sono stati resi. Noi per fortuna abbiamo un sistema per la gestione delle aste che in questo caso ha dato un risultato decisamente positivo. I dati sono messi a disposizione immediatamente, quindi si può già trarre un bilancio a 5 mesi che sono passati e che è possibile cominciare a tirare sicuramente alcune considerazioni. Le dimensioni di Vaia le abbiamo già presenti, insomma quasi 9 milioni di metri cubi, questa è la situazione attuale, 40.000 ettari colpiti, sostanzialmente nelle 3 regioni del nord-est, insomma, soprattutto Veneto, Trentino, Alto Adige e Friuli. Il Trentino a questo punto è diventato l'area dove ci sono la maggior quantità di schianti e anche il maggior numero di ettari colpiti. In un primo momento appunto sembrava il Veneto, in realtà il Trentino è stato colpito molto pesantemente. Vediamo alcuni dati, appunto, ho fatto anche un confronto con i dati dell'inventario forestale nazionale. Allora è difficile fare i confronti, sappiamo che i dati dell'inventario forestale nazionale sono un po' diversi da quelli che sono riportati dalle statistiche regionali per una serie di motivi. Le tariffe sono diverse, i volumi si calcolano in modo diverso, però sono dati calcolati allo stesso modo su tutta Italia e quindi sono un riferimento per tutti. Insomma, tutti abbiamo poi un problema a rapportarci con i dati regionali perché hanno una base diversa, la definizione di bosco è diversa, eccetera, però questi sono uguali su tutto il territorio nazionale. Questo è un bellissimo riferimento. Quindi anche su qua la percentuale, vedete che in termini di metri cubi abbattuti da Vaia la percentuale rispetto al dato di inventario forestale nazionale è sostanzialmente uguale per il Trentino e per il Veneto, sono il 3%, in realtà è di più perché il 3% appunto la stima dei danni dei metri cubi abbattuti da Vaia si basa sulle tariffe regionali, sostanzialmente si basa sulle aree considerate forestali dalle regioni. Ripeto, l'inventario forestale nazionale ha un quadro di riferimento un po' diverso che porta dei dati maggiori, quindi in realtà non è il 3%, la percentuale è più alta, però il riferimento per le province, per i dati di provincia e di regione è lo stesso, e quindi vedete che la Lombardia è stata presa di striscia, insomma, che si parla dello 0,4%, il Friuli Venezia Giulia e l'Alto Adige siamo all'1,5% circa, il Trentino e il Veneto siamo al 3%, oltre il 3%, insomma, che ripeto, siamo almeno un punto più alto rispetto alla situazione se noi potessimo considerare gli stessi dati di riferimento. Idem per le superfici, anche qui dati dell'inventario forestale nazionale del 2005, il riferimento. Il Trentino ha decisamente la parte maggiore, oltre il 5%, il Veneto è sul 3%, qui ripeto, insomma, anche in questo caso la superficie forestale dell'inventario nazionale contiene tutti i boschi di neoformazione, che invece negli inventari e nei dati delle regioni e delle province sono considerati solo in parte, sono stimati con delle stime molto imprecise, eccetera, no? Quindi anche qui se noi facessimo riferimento al bosco di conifere le percentuali sono decisamente maggiori, però abbiamo un dato di riferimento che è uguale per tutti e quindi ha il suo valore. Credo che anche la stima delle superfici colpite nelle varie province e regioni non sia stata fatta, è stata fatta dalle regioni e quindi con criteri un po' diversi l'uno dall'altro, quindi può anche darsi che non siano esattamente confrontabili, però
cioè, qui ci dice sicuramente il Trentino e il Veneto sono le due aree colpite in maniera più pesante e altrettanto fortemente sono stati colpiti l'Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia. La Lombardia è stata presa soprattutto sulla parte orientale, quella al confine col Trentino, e quindi per il resto i danni sono minori. Si tratta comunque di quantità enormi, è stato ripetuto tante volte, è sicuramente la maggior catastrofe dal punto di vista forestale che ha colpito l'Italia da sempre. Naturalmente in questo conta anche il fatto che l'Italia ha avuto un incremento di superficie, ma soprattutto anche di dimensioni, di qualità delle foreste molto forte negli ultimi 50 anni, per cui è chiaro che un bosco con una massa elevata è più suscettibile ai danni, le chiome sono più sviluppate, le piante sono più alte, eccetera, quindi sicuramente è più colpito, è più soggetto ai danni da vento che non un bosco ceduo, un bosco degradato, eccetera, dove invece le piante c'è meno massa che può essere abbattuta e le piante sono più piccole, quindi offrono minor resistenza, e quindi però appunto questo è sicuramente un elemento di grossa crisi per la nostra economia forestale, la più grande da sempre che ha colpito l'Italia. Se guardiamo però l'Europa, noi l'Italia tra i tanti vantaggi climatici che c'ha quello di essere a sud delle Alpi, per cui rispetto alle grandi tempeste, ai grandi uragani che arrivano dall'Oceano Atlantico, che colpiscono l'Europa centrale o dalla Scandinavia all'Europa centrale, noi siamo in una situazione protetta, insomma, per cui indubbiamente a noi fanno specie i 9 milioni di metri cubi, però appunto voi vedete che nel 1999 c'è stato un evento che ha provocato 180 milioni di metri cubi, interessando la Francia, la Germania, la Svizzera, l'Europa centrale sostanzialmente fino alle Alpi. Poi noi appunto, come succede spesso l'inverno per la neve, che tutti gli anni è una situazione che si ripete, tanta neve sul versante nord delle Alpi, noi siamo sul versante a sud, siamo sotto vento da quel punto di vista, e quindi da noi tempo secco e neve zero, insomma. Quindi per fortuna appunto dal punto di vista di questi fenomeni di particolare gravità dal punto di vista climatico, noi siamo in una situazione protetta. Se vedete, qui sono i 20 eventi dal 1990, quindi negli ultimi 30 anni, che hanno colpito l'Europa. Vedete che sono tutti dai 3 milioni di metri cubi in su. Vaia è al 7º posto, insomma. Ci sono stati eventi decisamente più pesanti che hanno colpito l'Europa centrale, dalla Scandinavia alle Alpi, eccetera. Questo è l'unico di queste dimensioni che ha interessato l'Italia. Sappiamo appunto sia da questa, che vedete che sono decisamente tanti, insomma quasi ogni anno c'è stato un evento che ha interessato l'Europa in maniera significativa, perché 3 milioni di metri cubi sono significativi, quindi sono degli eventi ricorrenti che negli ultimi anni hanno aumentato di frequenza, insomma questo è un dato molto evidente, e che quindi, visto che il problema del cambiamento climatico se ne sta parlando, ma anche se si riuscisse a ridurne l'impatto, se funzionassero gli accordi internazionali, eccetera, comunque non porterà, avrà comunque un effetto di trascinamento, per cui ci sarà comunque un peggioramento della situazione, no? Adesso globalmente siamo a 0,7-0,8 di aumento di temperatura dall'inizio dell'era industriale, adesso si sta dicendo dobbiamo riuscire a stare possibilmente sull'1,5, ma su 2 gradi, quindi c'è un aumento ancora significativo. Le Alpi sono state colpite in modo più pesante rispetto alla media, perché c'è stato un aumento significativo, e questo aumento sicuramente non si fermerà nei prossimi anni, quindi questo è un evento col quale la probabilità di farci conto nei prossimi 30-40 anni c'è, insomma, quindi bisogna ragionare dopo. Però
Adesso noi abbiamo un problema immediato, che ci sono 9 milioni di metri cubi a terra e quindi bisogna riuscire a capire dove concentrare gli sforzi e come riuscire ad intervenire su questo. Abbiamo anche il vantaggio, rispetto a questa è un'esperienza di 30 anni, per cui c'è chi ha fatto esperienza e naturalmente il vantaggio di poter copiare dagli altri, di poter imparare dalle esperienze che ci sono state sugli altri. Questo è il grafico che dice la stessa cosa, la quantità questi sono gli 11-12 eventi più importanti, e vedete che appunto Vaia è importante, ma rispetto ad altri sconvolgimenti che ci sono stati ha una dimensione. Qual è la differenza grossa? La differenza grossa è che noi abbiamo un settore forestale sottodimensionato, insomma, si è già detto, cioè Vaia ha buttato giù nel corso di una notte quello che viene tagliato in queste aree in 7 anni, in 8 anni, quindi la capacità normale, in condizioni normali dei boscaioli, delle segherie è commisurata a questo, anzi quella delle segherie è inferiore, perché l'Italia, lo sappiamo tutti, è stato detto tante volte, è un paese che importa l'80% del legname di conifera, per cui si importano tanti segati, ci sono delle segherie che importano del legname tondo, ma questo è un fenomeno che è andato progressivamente calando. La capacità di segagione delle nostre segherie è decisamente inferiore rispetto a questi 9 milioni di metri cubi, per cui è una situazione sicuramente di crisi. Dico, è anche una situazione di opportunità. L'Italia, quando è che si parlava di foreste di solito in Italia? D'estate, quando c'erano gli incendi, la percezione era: siamo il paese povero di foreste, poi qualcuno ha detto no, ma forse siamo anche ricchi di foreste povere. In realtà noi siamo i campioni del mondo della sottoutilizzazione delle foreste, e quindi qui possiamo ragionare, e abbiamo un settore invece della lavorazione del legno che è decisamente importante, è un settore importante nell'economia italiana, uno dei primi settori di esportazione, che importa gran parte del legname di conifere, di latifoglie, la stragrande produzione viene dall'estero, di legname tropicale, eccetera. Siamo dopo l'Inghilterra, insieme all'Inghilterra, i campioni del mondo, insieme alla Cina, dell'importazione del legno. Quindi una possibilità c'è, è un'opportunità. L'Italia si è resa conto questa volta che non abbiamo solo foreste, ma abbiamo anche del legno, e difatti noi abbiamo avuto PFC, gestione della certificazione forestale, noi abbiamo protocolli di intesa, collaborazione con una serie di associazioni, di istituzioni, eccetera, e c'è stata offerta una proposta di cosa possiamo fare noi per contribuire alla ricostituzione delle foreste. Naturalmente è più difficile spiegare e anche più difficile mettere in campo una strategia per recuperare il legname delle foreste in questo momento che non raccogliere un po' di fondi da devolvere a qualche comune per il lavoro che verrà fatto tra qualche anno di ricostituzione. Questo è un discorso che sicuramente va impostato, bisogna ragionare sulla gestione forestale, sul tipo di foreste che vogliamo ricostituire, eccetera, ma adesso abbiamo un'urgenza nei prossimi 2-3 anni, perché oltre i 3 anni non si raccoglie più legname significativo che abbia ancora un valore, quindi questa è l'urgenza e su questa dobbiamo lavorare. Per questo noi abbiamo lanciato quella iniziativa che poi verrà spiegata in dettaglio dal nostro segretario generale, di cui vediamo già un paio di applicazioni oggi, della filiera solidale. E il fatto appunto di avere un settore che trasforma molto legname sicuramente dà la possibilità. Noi abbiamo proposto, abbiamo avuto delle aziende che hanno risposto, detto bene, noi il legname che di solito noi importavamo, questa volta abbiamo intenzione di prenderlo invece sul mercato e di utilizzare il legname italiano. Questa è un po' Allora, facciamo 2 ragionamenti sui prezzi del legname. È ovvio, uno sconvolgimento così ha un effetto molto pesante sul mercato del legno. Il mercato, io riporto i dati della Camera di Commercio di Trento, che ha questo osservatorio del legno. Il prezzo medio del legname venduto in piedi
nel 2016 e 2017 era di 58 euro. A quello che è stato venduto dopo Vaia fino adesso siamo sui 25, tra i 25 e i 30 euro, insomma è calato. Naturalmente la prima cosa da dire è si tratta di due cose completamente diverse, insomma noi vediamo appunto nell'orto ordinario sono piante selezionate, quindi tendenzialmente piante di grosse dimensioni, sono ormai lotti che hanno una media di 1,5 metri, grosso modo andiamo su quella dimensione lì per pianta. E questa è la situazione sulla sinistra. Sulla destra vedete la situazione invece nella quale ci si trova a lavorare, per cui da una parte c'è la possibilità di pianificare l'utilizzazione, di battere le piante in un certo modo, di portarle fuori eccetera, dall'altra c'è un disastro nel quale si interviene, quindi maggior pericolo ad intervenire per chi lavora, dimensione del legname completamente diverse, abbiamo dalle piante molto piccole a piante grandi, mescolate, molte perdite molto maggiori perché abbiamo ovviamente rotture. Il materiale che poi una volta viene allestito, selezionato, portato a strada ha le stesse caratteristiche di quello, però le perdite e i costi di lavorazione sono profondamente diversi, quindi non possiamo dire Vaia ha prodotto un dimezzamento del prezzo del legname, perché non è così. Però naturalmente possiamo fare qualche ragionamento. Queste sono le vendite in piedi, appunto, ripeto, la situazione da quando è successo Vaia, quindi novembre, dicembre, ricordate i dati, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo fino adesso. Noi abbiamo avuto all'inizio un tentativo, vedete il prezzo medio è passato dai 30, si è abbassato fino ai 25, però l'aspetto più interessante è che noi siamo passati da vendite, risultati delle aste del 40% a novembre-dicembre, perché era un momento che ancora in qualche modo, poi abbiamo avuto un fermo a gennaio è stato venduto il 16%, quindi veramente pochissimo, e poi per fortuna la situazione è cambiata a febbraio, è cambiata soprattutto sono intervenuti degli attori nuovi sulla cosa, no? Mentre praticamente fino a gennaio era stato un mercato soprattutto locale, a febbraio c'è stata la grande asta per noi provincia di Trento di Grigno, ma poi c'è stato l'evento parallelo su Asiago, in provincia di Vicenza, dove sono stati fatti dei lotti di grandi dimensioni, sono state invitate delle ditte, ma le ditte forse erano invitate anche prima, ma di fatto questo ha creato l'interesse di attori importanti, e sono venute due ditte, per esempio una piemontese e una austriaca con sede in Italia, che hanno acquistato tutti gli 8 lotti del legname di Grigno. Ad Asiago invece è stata una ditta sola, anche questa estera con una sede in Italia, che ha comprato tutto il legname. Poi questi sono rimasti sul territorio e hanno acquistato anche dopo. Secondo me, allora, questo è legname che andrà in gran parte, se non esclusivamente, all'estero. Quindi per certi aspetti è la smentita della nostra strategia, perché PFC aveva detto lotti piccoli, noi di fatti diamo il nostro logo, la nostra filiera, la tracciabilità solo per lotti inferiori ai 10.000 metri, lotti singoli, e solamente per le ditte italiane. Quindi per certi aspetti sembra il fallimento della nostra strategia. Io mi permetto di dire no, non è così. Qui si tratta di fare i conti con una situazione in cui le nostre ditte da sole non erano in grado di affrontare il problema. Forse hanno anche loro aspettato tanto, nel senso che a gennaio potevano comprare a dei prezzi significativamente più bassi, perché l'agevolamento c'era stato da novembre, stavano un po' vedendo quello che succede. È stato utile secondo me che arrivino che siano arrivati questi attori stranieri o comunque di grosse dimensioni. Sappiamo che questo sarà perso per la filiera solidale, questo dà però un segnale preciso alle nostre imprese, boscaioli, segherie, trasformatori successivi. Voi avete una possibilità, uno spazio
probabilmente non potete competere sui lotti grandi, anche perché evidentemente si tratta di fare anticipazioni, di programmazioni di grosse dimensioni eccetera, che non sono nella capacità delle nostre ditte, e potete competere se volete utilizzare un settore che è riservato specificatamente a voi. Quello della filiera solidaria è stato pensato proprio per questo, insomma i prezzi sono quelli che sono, voi cercate di costruire delle alleanze che portino la disponibilità da parte adesso la stiamo costruendo, la disponibilità a parole c'è, naturalmente tra dire la parole e costruire poi il prodotto che arriva sul mercato con il logo del legno proveniente da Vaia certificato è molto più complesso, ma stiamo lavorando e ci stiamo impegnando al massimo in questa direzione. Abbiamo già qualche esempio verrà portato oggi, ditte che si sono dichiarate interessate. Dobbiamo riuscire a portare questo ragionamento alle istituzioni pubbliche, che sono le stesse che sono chiamate ad intervenire anche per ragionare sul mercato, quindi possono fare un discorso estremamente interessante da quel punto di vista. Sappiamo che c'è un'inerzia notevole nel ragionare questo, quindi è quella con la quale facciamo i conti. Ecco, vedete che poi appunto in marzo addirittura è stato venduto il 95% del legname, il prezzo ormai si è stabilizzato intorno ai 25 euro al metro cubo. Ripeto, però quando si parla di legname in piedi è molto diverso se si tratta di piante rovesciate di grosse dimensioni, oppure in alcune situazioni dove veramente sono andate giù piante molto giovani, da cui credo di averle già dette. L'avevo riportato sulla diapositiva. Queste sono le vendite a strada invece fatte sempre nel periodo dopo Vaia. Naturalmente la maggior parte di questo legname è il legname che era stato quasi in gran parte il legname che era stato allestito prima, però ci sono dentro sicuramente da febbraio a marzo c'è dentro anche del legname che è stato allestito dopo Vaia, e questo è il termometro del mercato, insomma, perché è quello che vale il legname accatastato a strada. Ripeto, partiamo, no, ce l'ho dopo il dato, comunque avevamo, questi sono i dati complessivi. Anche qui vedete siamo partiti con una situazione di attesa da novembre-dicembre col 40% delle vendite, quindi a gennaio si è leggermente, poi è progressivamente aumentato, no? 39, dal 40 al 50 siamo arrivati al 61% progressivamente, e si è esaurito il coso, perché vedete che le quantità, siamo partiti da 12.000 metri cubi, siamo arrivati ai 900 messi in offerta, perché ovviamente si trattava in gran parte di legname che era stato allestito prima, e diciamo anche purtroppo non ce n'è tantissimo legname di Vaia che è stato allestito in questo inverno, che pure da noi è stato abbastanza favorevole per una serie di motivi. E un altro elemento grosso che pesa qui è la difficoltà da parte dei proprietari forestali, sia pubblici che privati, di vendere a strada, perché questo comporta di fare un contratto con la ditta che fa l'utilizzazione, che deve essere pagata, non può aspettare che il legname sia venduto successivamente, eccetera, quindi richiede un anticipo significativo, e quindi esclusa, direi che sostanzialmente esclusa la Val di Fiemme, dove tradizionalmente si è sempre fatto il sistema della vendita a strada e dove si sta lavorando fortemente per allestire il legname per venderlo a strada. Il resto del Trentino ha venduto in piedi. La provincia ha dato un'indicazione che vorrebbe favorire, la provincia ha approvato il suo piano, poi vediamo un attimo rapidissimamente, il suo piano per la gestione dell'emergenza, ha dato un'indicazione di favorire la vendita a strada, ha messo dei soldi per la creazione di piazzali, però forse ci si aspettava un aiuto finanziario, cioè la semplice indicazione è meglio vendere a strada rispetto alla necessità di dover anticipare somme significative, è chiaro che non è sufficiente. D'altro canto il proprietario potrebbe ragionare nel senso: vendo una parte in piedi, incamero subito dei soldi anche significativi, perché una parte viene pagata subito, e destino almeno una parte di questo e tutta questa parte per fare un'utilizzazione per vendere a strada. Questo mi permetterebbe di avere delle vendite anche successivamente, perché uno dei problemi sarà certamente che adesso abbiamo 3 anni in cui abbiamo grandi quantità di legname sul mercato, e poi certamente ci sarà
un riaggiustamento, ma le utilizzazioni caleranno in modo significativo, in particolare per alcuni enti che sono stati colpiti in modo molto pesante, che potrebbero trovarsi senza utilizzazioni per un certo numero di anni. Adesso l'esperienza degli altri ha fatto vedere che con i piazzali che sono in corso di progettazione, ma di realizzazione entro la prima parte di quest'anno, è possibile vendere del legname ancora di una qualità buona, discreta, nei successivi 3-4 anni, una volta che è portato a piazzale e che è tenuto lì. E questo naturalmente favorisce anche sul mercato. Non abbiamo 9 milioni, in realtà non sono 9 milioni perché parliamo di volume tariffario, quindi della pianta in piedi, e non del volume commerciale, quello che effettivamente viene venduto. Comunque si tratta comunque di 4-5 milioni di metri cubi che arriveranno sul mercato. Se invece che in un anno questi arrivano in 3 anni, allora anche la capacità delle nostre segherie, che sarà intorno al 1 milione di metri cubi grosso modo, allora possono giocare un ruolo più importante. Però questo richiede un'organizzazione che in questo momento diciamo non c'è, insomma latita, forse si è anche aspettato, ma i risultati sono stati scarsi. Questa è l'indicazione, questa è l'Austria, il nostro forte vicino, che esporta il 50% della sua produzione in Italia. Il prezzo del legname di abete rosso sono sostanzialmente i tronchi, loro hanno una classificazione di qualità, questa è la classe B, dove corrisponde un po' grosso modo alla nostra classificazione dei tronchi, e vedete che rispetto al momento di vaia siamo passati dai 90 a qui segna gli 82 metri cubi. In realtà appunto nell'ultimo report di marzo lo dicono che il prezzo di vendita dell'abete rosso varia dai 70 agli 89 euro a metro cubo, che il limite inferiore, il 70 anche per loro, è quello nelle zone vicine alle zone colpite o nelle zone colpite da vaia, perché anche loro hanno avuto delle aree proprio qui nella Carinzia, e poi hanno avuto un nuovo evento adesso in marzo, e quindi più o meno corrisponde un po' al valore a cui si stanno vendendo i tronchi da noi, 70 euro al metro cubo. E invece il C crociato, che è il legname da impallo, diciamo, quello danneggiato, rosato eccetera, sta andando a 40-50 euro al metro cubo. Anche qui corrisponde abbastanza di quello che vediamo sul territorio argentino. Ecco, qui sono i dati delle vendite, ci sono i prezzi ad euro a metro cubo e le quantità vendute sulle varie aste per i 3 assortimenti principali: i tronchi, i bottoli, che sono i tronchi da 2,20 m o 2,40 m, e l'imballo che è tutto il resto. Vedete, appunto, siamo passati da 98 euro a metro cubo, che era la situazione settembre-ottobre antevaia, quindi la situazione per i tronchi. È calato a 87, ma con una vendita del 22%, quindi vuol dire che l'80% non è stato venduto, è arrivato al 76 come media. Qui dentro la media è un po' alzata anche perché c'è dentro anche qualche lotto di larice e di cose, ma sono piccolissime cose, per cui non cambia, non cambia sostanzialmente, c'era dentro qualche euro, che può essere modificato. Però diciamo che l'aspetto interessante è che qui da gennaio a febbraio abbiamo visto il cambiamento nel mercato, dal 37% noi siamo passati alla vendita dell'80% di quello offerto, e con un piccolo aumento del prezzo. Sull'imballo anche qui abbiamo una riduzione del prezzo, invece 71 era ancora una coda della situazione di prima, e poi si è assestato tra i 60 e 65, e anche qui c'è stato un aumento delle quantità, per cui insomma è questo che ci dice siamo andati verso un assestamento. Questa è un po' la situazione, questo è il grafico che riporta gli stessi dati. Ecco, chiudo. Dove siamo attualmente? Questi sono dati riferiti al Trentino, no? Abbiamo 3 milioni e 3 di metri cubi, che corrispondono circa a un po' più di 2 milioni, ho messo 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 2 di metri cubi commerciali, quindi quello che arriverà effettivamente sul mercato in termini di tronchi. Di questi quasi la metà quindi sono nella Val di Fiemme.
Val di Fiemme, che tradizionalmente e anche adesso sta lavorando molto per vendere a strada. Sicuramente non porterà tutto a strada, anche Val di Fiemme fascia, alcuni comuni hanno cominciato a vendere in piedi, qualcuno farà la doppia strategia, eccetera. Comunque sostanzialmente credo che almeno la metà di questo andrà per la vendita a strada e quindi diluito sul mercato. Restano 1,6 milioni di metri cubi e di questi sono stati posti in vendita già 700.000 metri cubi, quindi è stato fatto un lavoro buono da quel punto di vista. Venduti circa più del 70%, oltre mezzo milione all'asta. Naturalmente sappiamo che una parte di questi sono stati venduti al prezzo entro il limite d'asta successivamente. Per cui resta 1 milione di metri cubi ancora sul mercato. La situazione, se io avessi dovuto fare questo intervento a gennaio, sarebbe stata molto diversa, perché appunto di questi 500.000 venduti da novembre ad adesso, 400.000 sono tra febbraio e marzo. Marzo sono 20 giorni, per cui veramente è stato importante quello che è successo. Naturalmente siamo a metà dell'opera sostanzialmente. Metà dell'opera, siamo molto meno che a metà dell'opera, perché questa è la vendita che è importantissima, la vendita in termini contrattuali, poi naturalmente deve trasformarsi in allestimento e lavoro sul territorio con tutti i problemi che seguono, per cui in realtà c'è sicuramente ancora molto da lavorare. Ecco, questo è il piano della provincia di Trento, che appunto vedete che prevede un investimento significativo, 18 milioni di euro, tutti concentrati sulla ricostruzione delle strade, quindi strade e piazzali, che sono quasi 12 milioni di euro, e 7 milioni di euro per la realizzazione di alcuni nuovi piazzali e qualche arteria stradale nuova che deve essere ricostruita e che è necessaria, con 3 milioni di metri cubi a terra va fatto questo. La provincia si è anche impegnata a lavorare soprattutto sul ripristino delle strade forestali, a lavorare direttamente in economia, cosa che ormai aveva smesso di fare, perché progressivamente in passato era stato fatto questo grosso investimento sulla viabilità forestale, eccetera, lavorando direttamente con i servizi forestali. Poi in realtà si era un po' ritratta da questo settore, lasciando l'attività in mano ai proprietari forestali, come è giusto per molti aspetti. Questa è una situazione di emergenza, quindi qui è veramente essenziale lavorare. Ci sono aree importanti con centinaia di migliaia di metri cubi dove non c'è una strada ancora attiva, per cui lì è assolutamente necessario intervenire rapidamente. Speriamo che riescano a farlo, il piano c'è e dice di farlo. Credo di aver finito. Ecco, naturalmente andrà fatto un ragionamento importante dopo sul tipo di bosco che vogliamo costruire, sulle conseguenze che possono esserci sulla pianificazione forestale. Ci sono una serie di ripercussioni. Noi appunto credo che non metteremo sicuramente in discussione la selvicoltura che è stata fatta, perché questa ha permesso di migliorare il bosco, l'ha portato in una situazione eccetera, però insomma sappiamo che questo è un evento che potrebbe succedere ancora, per cui qualche ragionamento bisognerà sicuramente farlo. Però adesso l'urgenza deve essere, le forze devono essere tutte messe sul campo per lavorare sull'urgenza, perché questa ho finito. Grazie. Grazie al vicepresidente di PFC Italia, Francesco Della Giacoma, che un po' ci ha fatto il quadro della situazione, molto bene direi, grazie. Abbiamo capito cose che sapevamo, ma messe così sono state molto utili. Si sta preparando Antonio Brunori, che voi conoscete, che è il segretario nazionale di PFC Italia. Lui ci parlerà, dopo vai a contenere la riduzione del prezzo del legname, e soprattutto ci dirà questa iniziativa, la filiera solidale PFC. Grazie coordinatore, presidente dell'UNAGA, quindi rappresenta anche i giornalisti ambientali oltre che l'ufficio stampa di Veneto Agricoltura. Per noi è un momento molto importante, di fatto è la prima uscita formale dove la filiera solidale viene presentata al pubblico. In realtà, come vedrete da quello che è la mia presentazione, il tutto nasce da una situazione drammatica. Queste sono immagini prese a Sappada, e queste
ugualmente, ma Val Visdende, Lagordino, Comelico, appunto Val di Fiemme, Val Camonica, tutte sono radunate da questa situazione qua. Allora la storia è questa: il 2 novembre il PFC Italia, insieme all'Ordine Nazionale, anche un po' scocciato, posso dirvi, dal fatto che la stampa generalista parlasse solo degli alberi caduti in città, perché di fatto è stata una situazione in cui il 72% della popolazione sta in città, quindi i giornalisti parlano con chi di fatto legge. Noi abbiamo fatto un comunicato stampa in cui dicevamo: non è possibile, cioè a fronte di alcune migliaia di alberi caduti in città ci stanno almeno 20 milioni di alberi caduti nei boschi, con tutto ciò che ne deriva dell'economia della montagna. E abbiamo immediatamente dopo fatto partire una campagna di raccolta di quello che poteva essere la sensazione delle persone, e vi posso assicurare dalle telefonate era disperazione, sconvolgimento, così come potete immaginare uno che ha un patrimonio, un capitale naturale che è di fatto atterrato, fisicamente atterrato. Il primo sentimento della nostra organizzazione, che è un'organizzazione nazionale che unisce il mondo delle foreste all'industria del legno e al consumatore, è: dobbiamo essere solidali, dobbiamo creare una filiera che tenga unito il mondo delle foreste al mondo del legno, al mondo del consumatore. È stata così una situazione che è sconvolgente, come questa abete che abbiamo visto con le radici in su. Pensate alla potenza di raffiche che da 200 a 250 km/h hanno di fatto divelto il bosco. Ho testimonianze di vigili del fuoco e di dottori forestali che vedevano letteralmente volare gli alberi. Questo ha portato a una situazione che è decisamente eccezionale, no? Già è stato descritto. Di fatto trasferisco con numeri in dettagli molto chiari, cioè parliamo di 8 milioni e mezzo di metri cubi di legname atterrato, prevalentemente per il 95% in boschi gestiti in maniera sostenibile e certificati. Quindi mi viene in mente, pensate se fossero boschi abbandonati, cosa poteva essere? Per giunta, nella sfortuna, c'è anche la fortuna che è accaduto dal 27 al 29 di ottobre, cioè quando i faggi e i castagni avevano già perso le foglie, e anche i larici, perché se accadeva 10 giorni prima era molto più elevato per l'effetto vela che le latifoglie avrebbero avuto con questo vento. Altro elemento drammatico è il fatto che, essendo la stagione silvana iniziata, molte ditte boschive avevano le attrezzature dentro il bosco, quindi c'è stata una situazione in più relativa al fatto che le ditte predisposte per l'esbosco non avevano le attrezzature, non hanno attrezzature, hanno dovuto ricomprarle. E che altro? Le strade: 600 mm di pioggia in 3 giorni, che corrisponde a metà della pioggia in alcune zone in un anno, quindi versanti, strade. E inoltre il legname caduto, come è stato ben descritto da Francesco Della Giacomo, molto è spezzato, e questo determina una perdita del valore. L'abete rosso, nella sfortuna di essere divelto, porta comunque il fatto che con una motosega levi la ceppaia e c'è il tronco, no? Invece l'abete bianco, che ha un apparato radicale molto profondo, lui si è spezzato. Questo porta che, se facciamo un'analisi dei danni, è evidente che a fronte di molto legname da allestire, quindi da sistemare, da qui a 2-3 anni, c'è anche una situazione di necessità di sboscare in tempi rapidi per i problemi relativi al bostrico. Sono tutte cose che sicuramente sapete, no? Però quello che è interessante, faccio come il medico legale, no? Di fronte al cadavere, non mi impressiono, faccio le analisi, dico le situazioni. I cambiamenti climatici hanno portato a un ciclo biologico del bostrico da 2 cicli annuali a 3.
perché il ciclo che dovrebbe non esserci, cioè quello di settembre-ottobre, adesso con le temperature 18-20 gradi di fatto determina un ulteriore incremento dei danni da bostrico. L'elemento tecnico è che molti di questi boschi con piani di assestamento devono rivedere la pianificazione, perché a fronte di una caduta della provvigione che era anche destinata al taglio per i prossimi 6-7 anni, tutto unito assieme determina che dovrà essere rivisto non soltanto la pianificazione ma anche tutti i piani e gli audit per la certificazione. Ultimo ma non ultimo è l'aspetto dell'esbosco, perché io giocavo a Shanghai quando ero bambino, ma voglio vedere adesso in ditte boschive giocare a Shanghai con tutti i tronchi ammassati, no? Quindi incremento di costi per l'esbosco, mancanza di preparazione delle ditte boschive specifiche per questa situazione, aumento dei costi di almeno si parla tra il 20 e il 30% per l'aumento dei temi della sicurezza e anche la difficoltà nell'esbosco. Di conseguenza parliamo di una situazione che porta alla creazione di un qualcosa che è appunto questa filiera solidale, cioè un qualcosa che unisca la sensibilizzazione che PFC sta facendo con le imprese e le aziende del settore legno italiano, che di fatto acquistano per l'80% il legname all'estero. Noi abbiamo chiesto, ecco quindi la spiegazione di questa nostra iniziativa, di essere solidali con il mondo della proprietà. Quindi è stato creato un logo, questo logo che vedete qua, che già è entrato nel mercato e che gli organismi di certificazione verificheranno esattamente come il logo PFC. Vi spiego in poche parole in cosa consiste. Intanto, tutto il legname che entra nel mercato può avere questo specifico marchio, appunto filiera solidale, e sarà tracciato esattamente come è tracciato il logo PFC, quindi deve venire da un certo bosco e le ditte boschive dovranno quantificare il legname tracciato dai boschi abbattuti dopo la tempesta Vaia e potrà essere venduto a una quantità uguale o inferiore a quella che è entrata. I proprietari forestali che intendono entrare nella filiera devono chiedere al PFC Italia il logo, e l'aspetto rilevante è che non dovranno spendere €1 per entrare nella filiera, perché sarebbe bello che il PFC per solidarietà dice dammi i soldi, cioè, non torna, giusto? Noi abbiamo messo tutto questo meccanismo per aumentare le entrate dei proprietari forestali che hanno avuto un danno, cioè avere uno strumento di vendita in più. E come? Intanto c'è il potere, definiamolo così, da parte della proprietà forestale di decidere a chi dare il logo. Cioè, in poche parole, se la proprietà forestale vende alla alla ditta boschiva o alla segheria il proprio legname, e c'è un legname che ha un valore, prima parlavamo di 30-40 euro a metro cubo, e viene accettata un'offerta di 25-30, cioè definiamolo così speculativo, a quel punto il proprietario dice non c'è solidarietà, quindi a te non ti concedo il logo filiera solidale. Quindi il concetto è la congruità e la decisione da parte del proprietario forestale di concedere questo logo. Soltanto a fronte di un prezzo che il proprietario decide essere congruo e solidale, verrà comunicato al PFC: quell'azienda è solidale con me, quindi il PFC rilascerà il logo all'azienda che ha acquistato quel legname. Quindi vedete, c'è una triangolazione, ma il cerino è in mano alla proprietà. Quindi capite che da un certo punto di vista questo effetto, visto che è un marchio e che parliamo di marketing, la proprietà forestale può sempre dire: guarda, se tu mi offri un po' di più io ti concedo il marchio, altrimenti no. È chiaro che qua ci deve essere
c'è il mercato, c'è un prezzo di mercato e poi c'è l'aspetto etico, l'aspetto di ti do qualcosa di più. Ricordiamoci che il prezzo è comunque inferiore a un anno fa, cioè, ok? Le imprese di trasformazione devono essere certificate PFC, al contrario dei proprietari forestali che possono essere anche non PFC ma richiedere il logo. La differenza sta che il logo PFC filiera solidale verrà poi preso dalle ditte boschive come legno controllato, non come legno certificato, quindi avrà un canale differenziato, cioè senza l'accoppiata del marchio PFC. Questo è importante perché comunque, al di là dell'aspetto che la nostra è un'organizzazione che tutela le proprietà che si sono certificate, in questo momento non ci sono figli e figliastri, qua è il mondo forestale che va tutelato e va aiutato. Ecco perché noi si vuole aiutare tutto il mondo forestale, tutta la filiera e quindi anche le proprietà che non si sono certificate. Ovviamente per noi è fondamentale che il logo filiera solidale venga concesso a solo aziende di trasformazione italiane, perché il tema è che dobbiamo aumentare il consumo di legno italiano e quindi darlo a ditte straniere che lo acquistano, lo trasformano e lo rivendono all'Italia. Noi per decisione politica abbiamo detto no, si può anche scegliere di dire no. Se ci saranno dei costi, questi costi saranno divisi tra l'organismo di certificazione e il PFC Italia, nel senso che l'organismo di certificazione deciderà se aumentare il costo di visita ispettiva o no. Dall'indagine fatta e soprattutto anche dalla buona volontà già espressa di Cito CSQA, in questa particolare situazione CSQA farà pagare il 50% del costo di certificazione alle aziende colpite dal problema di Vaia, quindi già questa è solidarietà espressa, quindi nel momento di difficoltà c'è chi capisce la situazione. L'aspetto del marketing è appunto che PFC Italia ha una pagina dedicata alla filiera solidale dove ci stanno elencate le aziende che hanno in maniera solidale acquistato legname della tempesta Vaia, quindi eccolo un po' l'aspetto del marketing e vi faccio vedere un po' alcune immagini. Vediamo un pochettino. Prima di tutto è che non è soltanto la filiera, ma abbiamo chiesto a tutte le nostre organizzazioni amiche, Slow Food, pensate soltanto a questa organizzazione che dice se dobbiamo fare cibo, cassette, io le voglio con legno di Vaia, cioè pensate il potere decisionale, no? Adiconsum, Altro Consumo, cioè l'associazione dei consumatori, Legambiente. Ecco, questa è una maniera per aumentare la visibilità e le richieste. Iniziamo con qualche esempio. Intanto la Camera di Commercio del Trentino si vede poco e male, ma vedete che ha già inserito il nostro logo per dire noi daremo visibilità ai lotti certificati e ai lotti tracciati. Alcuni esempi: la Fattoria del Legno ha utilizzato il legno di Vaia del comune di Caltrano per costruire il Museo del Vaia, che rimarrà per dare memoria di quello che è successo dal 27 al 30 di ottobre. È tutto legno, ovviamente, che è stato preso dai boschi certificati e abbattuti. Nel Salone del Mobile di Milano c'era una sezione specifica dove c'erano dei totem che spiegavano che cosa è la filiera solidale, e vi assicuro che molte aziende, dalle più grandi alle più piccole, hanno detto io voglio aiutare, quindi grazie che ci date questa opportunità, dove lo posso comprare? E noi dire guarda, cioè, 5 mesi fa stanno tirandolo fuori, va stagionato, va seccato, però dammi il nome e ti faccio mettere in contatto con le segherie, le ditte boschive o direttamente con le proprietà se fanno in economia allestimento a strada.
e alcune aziende hanno cominciato a usare il legno come gadget, vedete, portachiavi, portapiante, perché comunque parla il legno, e quindi è giusto che se qualcuno vuole investire lo possa fare. Vi ricordate cosa è successo sotto Natale, no? Che tantissima gente, alcuni mi hanno telefonato: posso adottare una punta di abete? Dico, può comprarlo, adottarlo poverino, devo far poco. Però molte persone volevano comunque contribuire, così tanto che sono nate delle attività di crowdfunding in inglese, cioè di donazione, per far sì che il bosco ricresca, perché per la gente comune è più facile pensare alla rinascita, cioè io ti do i soldi perché tu ripianti. Noi diciamo ok, però guarda che prima c'è da ricostruire le strade, tirare fuori la legna, poi ripulire, e poi se ne parla fare le piante, perché non abbiamo la capacità adesso di ripiantare tutto, e quindi ci stanno dei vivai apposta come Veneto Agricoltura che devono riaprire addirittura dei piccoli vivai in montagna per rifar crescere le piante, e la natura ha bisogno dei suoi tempi. Quindi noi diciamo sì, ma prima pensiamo a sistemare e poi a ricostituire. E alcune ditte, guardate, faccio dei nomi: Itlas Laborlegno, che ha già deciso di acquistare il faggio da qui ai prossimi 5-6 anni tutto in una volta, intanto l'hanno acquistato, potevano anche fare volta per volta. Margaritelli con Esterne Eterne, che invece di acquistare abete dalla Germania ha detto no, io voglio lamellare dell'Italia, e quindi ha cominciato a chiamare aziende che fanno il lamellare italiano con il legno, però dice voglio soltanto filiera solidale. E attenzione, loro che mettono il marchio PFC ci metteranno accanto filiera solidale, quindi loro vogliono comunicarlo. Legnolandia di Ampezzo fa giochi per bambini, fa stabilimenti balneari con il legno, e loro hanno detto io compro legno tropicale, sapete che prendo l'abete, faccio termotrattamento e lo metto. Altre aziende, la Palm di Viadana, che fa i pallet, invece di comprarlo dalla Germania aumenta, e già compra molto dall'Italia, pioppo e abete certificato PFC, dirò però voglio aumentare la capacità di acquisto italiana, e poi porterà questo messaggio a molte ditte di grandi nome dell'ortofrutticoltura per dire il tuo pallet è sostenibile e sostiene la sostenibilità, bellissimo questo, in maniera solidale. Poi altri come Domini Legnami, che ha già acquistato 10.000 metri cubi di legname, li stocca e li userà per i prossimi anni. Quindi questi sono già esempi reali, con addirittura già nel mercato potete vedere che ci stanno dei cataloghi, non so se riuscite a leggere, sostieni anche tu la filiera solidale, e vendono prodotti semplici, banali, che sono delle cassettiere, che sono delle trincee, che sono dei staccionati, quindi roba semplice, però che si porta dietro un messaggio. Oggi, giornata mondiale delle foreste, è uscito questo articolo, questo è uno dei tanti articoli, sono riuscito a portarlo, così la giornata mondiale delle foreste ci insegna a tutelare il valore del legno, dove si parla della filiera solidale come la maniera per la rinascita, e vengono citate, non potete leggere ma sotto si citano le aziende con nome e cognome e località che stanno acquistando legno solidale. Ecco, quello per cui PFC sta cercando di fare è per aiutare e portare il tema dell'etica e della sostenibilità anche a parallelo con la solidarietà, e vi ringrazio che se ci ritenete capaci. Vedete anche la passione con cui Antonio Brunori vi indica queste iniziative che sono sicuramente significative, quindi grazie al PFC per questa iniziativa alla quale voi sapete Veneto Agricoltura aderisce. A proposito di Veneto Agricoltura adesso parleranno Giustino Mezzalira e Massimiliano Fontanive sulla gestione post tempesta Vaia nelle foreste demaniali regionali, che sono quelle del Veneto, che sono quelle che Veneto Agricoltura ha in gestione. Peraltro io vi
riporto anche i saluti del direttore, l'ingegner Alberto Negro di Veneto Agricoltura, il quale voleva essere qui ma all'ultimo minuto c'è stato un piccolo problema e quindi è stato trattenuto in ufficio e si scusa e vi saluta. Prego, Tom Mezzadina. Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori, abbiamo dato fin dall'inizio la nostra adesione a questa iniziativa, iniziativa che sicuramente si rivolge a un pubblico molto più ampio di quello che oggi è qui presente. Mi chiedo scusa, vengo da una buona influenza e ho qualche problema di post vaia anch'io. Però oggi in Italia si parla di foreste dappertutto, perché oggi a Belluno c'era un altro evento su vaia, a Roma veniva presentata il primo rapporto annuale sulle foreste del MIPAF, quindi una parte importante del mondo forestale oggi è andato giù a Roma. Però chi è qui oggi sicuramente manifesta un grande interesse per questa iniziativa e abbiamo visto molto bene come questa iniziativa si colloca all'interno del post vaia e quali sono gli obiettivi che questa iniziativa ha. Quindi siamo all'inizio di un percorso. Io ho seguito Antonio dal momento in cui in PFC è nata questa idea. Devo dire che è un'idea straordinaria, perché è una delle poche cose che concrete, al di là di tanti ragionamenti che sto vedendo qui in Italia, che abbiano un obiettivo ben preciso, del quale pare ci siamo dimenticati, che i boschi hanno un proprietario e che i proprietari contano sul capitale dei loro boschi come un proprietario conta sul capitale che ha depositato in banca, in titoli, in azioni, eccetera. Qui abbiamo soggetti che hanno perso il 10, il 20, il 30, il 40% del loro capitale e sembra che sia un fatto insignificante il fatto che quel capitale atterrato, che potenzialmente poteva essere raccolto, stoccato, esitato in modo equilibrato sul mercato, abbia perso una parte importante del suo valore. Sembra quasi che sia un fatto collaterale insignificante. Abbiamo visto che quando qualcuno di noi ha perso il suo valore dentro le banche, dentro certe operazioni che non sono andate bene, si è mosso il mondo. Ecco, questa la dice lunga su quanto valga il bosco e l'economia forestale nel nostro paese. Ci deve far pensare tutti a fondo del fatto che sostanzialmente ce ne stiamo fregando del fatto che il valore del nostro legno se ne sta andando in fumo e che qualcuno poi nei prossimi anni si troverà con grossi problemi, perché qualche amministratore che oggi vede i milioni di euro arrivargli tutti di un colpo nelle casse comunali forse non si sta preoccupando dei conti che dovranno fare i suoi successori fra 3, 5, 8, 10 anni, quando quel capitale non frutterà più niente, perché non c'è più. Ecco, allora dentro questo ragionamento si colloca il lavoro che sta facendo Veneto Agricoltura. Penso sappiate tutti, noi siamo il soggetto, siamo un'agenzia della regione del Veneto, siamo l'ente che gestisce le foreste demaniali della regione, sono una piccola parte. Noi amministriamo circa 15.000 ettari di boschi regionali su una superficie forestale regionale di poco più di 400.000 ettari, quindi noi amministriamo qualche percento della foresta regionale, però amministriamo foreste che si chiamano Foresta del Cansiglio, Foresta di Giazza, altri nomi all'interno dei quali c'è un pezzo importante della storia delle foreste del nostro territorio. Ma noi al tempo stesso, noi non siamo solo un fattore della regione, non siamo quello che gli coltiva le foreste, le aziende agricole, eccetera, eccetera. Noi poi come sottonome abbiamo Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario. Questo è quello che il legislatore regionale ha voluto, ripensando a noi nel 2014, dopo una quindicina di anni dall'esistenza di Veneto Agricoltura. E quindi per noi c'è sempre questo obiettivo ultimo
di pensare che quello che facciamo da noi deve essere un elemento di innovazione che aiuta il settore primario sostanzialmente a essere più competitivo, a stare meglio nel mercato. Quindi con l'arrivo di Vaia ci siamo sentiti fin dalla prima ora, vorrei dire, fin dal primo giorno, dalla prima settimana, in prima linea nel pensare cosa possiamo fare, ed è quello che stiamo facendo. A noi sono stati affidati dei compiti limitati, ci è stato detto lavorate all'interno delle vostre foreste, lavorate all'interno dei vostri vivai, perché noi abbiamo anche questo onere di gestire il sistema vivaistico forestale della nostra regione, e questo è quello che noi stiamo facendo. Quindi non siamo noi che interveniamo, se non adesso con la gestione delle squadre dei SIF, in parte, in piccola quota parte, nei lavori di ricostruzione che stanno partendo. Abbiamo visto anche nei giorni scorsi il piano del commissario, il nostro presidente Zaia, però soprattutto per quello che facciamo nel nostro demanio riteniamo di mettere assieme in modo forte queste due funzioni: la funzione di essere un buon padre di famiglia nel gestire il capitale che la regione ci ha affidato, le foreste demaniali, e dall'altra parte di avere un occhio all'innovazione. Ecco che allora oggi con i colleghi, adesso con il dottor Fontanive che gestisce l'ufficio di Pian Cansiglio, che amministra il Cansiglio e altre 5 foreste del Bellunese, poi con il dottor Loreggian che lavora con me in sede centrale a Legnaro, vi presenteremo cosa stiamo facendo nelle nostre foreste demaniali relativamente al tema della valorizzazione e del mantenimento del valore del nostro legname, perché noi per primi abbiamo il dovere di cercare di valorizzare il legname che Vaia ci ha messo a terra. Però io comincio dandovi un rapido quadro di quello che è poco efficiente questo progetto. Vediamo se riuscite a sentirmi finché io vi parlo. E io vi do un rapidissimo quadro adesso di quelle che sono di quello che è il sistema delle nostre foreste demaniali. Lo vedete qui alle mie spalle, sono in tutto 9 superfici forestali in montagna, più piccole superfici forestali vicino alla costa sono per esempio la pineta di Valle Vecchia, il bosco della Donzella nel delta del Po, eccetera eccetera. In tutto sono circa 400 ettari che noi gestiamo in pianura, il bosco Nordio, però il grosso delle nostre proprietà sono quelle 9 foreste, 6 nella fascia prealpina e 3 nell'area dolomitica in provincia di Belluno. Di queste 9 foreste 4 sono state colpite in modo più significativo delle altre. Abbiamo alcune foreste dove sostanzialmente non è successo niente, tipo sul Monte Baldo, sono boschi di bassa statura, di latifoglie, quindi non hanno avuto grossi problemi, anche perché poi l'area non è stata così pesantemente impattata, mentre altre foreste hanno avuto degli impianti più significativi. Allora io inizio adesso illustrandovi brevissimamente le caratteristiche delle foreste colpite e poi il collega Fontanive dimostrerà come abbiamo voluto differenziare il nostro approccio al post-Vaia nelle diverse foreste, proprio applicando in questa fase dell'esbosco diverse strategie, per poi ritrarne anche delle informazioni, perché io spero che in tutta la regione si stiano raccogliendo dei dati quantitativi, ma noi lo faremo e vedremo come il diverso approccio strategico ci avrà portato a ottenere dei risultati più o meno buoni. Ecco, una delle 4 nostre foreste, la foresta di Giazza, abbiamo deciso di aderire alla proposta di PFC e quindi oggi faremo poi un focus specifico su quello che è la foresta di Giazza, la sua straordinaria storia, e perché vedrete che è una storia che ha molto a che fare con la ricostruzione dei boschi, e andremo a vedere come noi stiamo personalizzando, diciamo, l'approccio alla filiera solidale proposta da PFC. Bene, la foresta del Cansiglio è una foresta di poco più di 4.000 ettari di superficie totale, di cui buon 3.400 ettari sono boschi veri e propri, una provvigione di circa 1 milione di metri cubi e con diverse tipologie di bosco presenti. La più famosa di queste tipologie è quella delle nostre faggete, le famose faggete del Cansiglio, quelle da cui secoli fa la Repubblica Serenissima ritraeva i tronchi da lavoro per la costruzione dei suoi remi, così come da altre foreste demaniali venivano prodotte invece altre parti delle navi. Abbiamo qui i colleghi dei carabinieri forestali che gestiscono la splendida foresta di Somalida, da cui provenivano i pennoni, gli alberi maestri delle navi. E l'area colpita
è di circa il 10% della foresta, non vuol dire l'area distrutta, perché le superfici che abbiamo atterrate completamente, non abbiamo nessuna delle immagini apocalittiche che avete visto prima, abbiamo alcuni nuclei su alcune decine di ettari di superficie dove il bosco è sostanzialmente raso al suolo, e poi invece abbiamo danni piuttosto diffusi su circa il 10%, quindi una situazione tutto sommato da dire questa volta è andata molto molto bene. Qui vedete inquadrata fra l'altro l'area, per chi conosce un po' il Cansiglio, è l'area soprattutto tra Pianrosada, Vivaio, quella dove abbiamo i danni complessivi, per circa 30.000 metri cubi, forse alla fine saranno qualcosa di più, per gran parte, come in tanti altri contesti, abete rosso, come è stato già detto, per fortuna che non è venuta 10 giorni prima, perché il faggio, che si è dimostrato particolarmente fragile, altrimenti avrebbe avuto ben altri danni rispetto a quelli che ha trovato, visto che è stato trovato con ormai la foglia a terra. Ecco, qui vediamo proprio una veduta aerea che guarda verso il Monte Cavallo, ed è una fotografia che inquadra l'area dove abbiamo avuto i danni maggiori. Ecco, queste sono le immagini, come vedete sono diverse dalle immagini che avete visto, quelle che ha fatto il giro del mondo, della Val di Stende, della Val di Fiemme, dell'altopiano di Asiago nella zona del Marcesine, eccetera eccetera, dove picete coetanee, monoplane, eccetera eccetera, alcune artificiali come quelle di Asiago sono state letteralmente rase al suolo al 100%, qui invece abbiamo situazioni molto più mosse, con qualcosa fra l'altro che è restato in piedi, soprattutto la latifolia. Queste sono alcune immagini delle aree più colpite della foresta del Cansiglio. Poi abbiamo una seconda foresta un po' più frammentata che corre lungo la catena sempre prealpina del Cesena Visentin, quindi da sopra la Val d'Oppiadene fino sul lato bellunese sopra Belluno, quindi dal monte Cesena fino appunto al monte Visentin, siamo nella zona del Neregal. Ecco, lì abbiamo due nuclei, in particolare uno importante proprio sopra Val d'Oppiadene, e su una foresta di circa 1400 ettari di superficie, in questo caso con una parte più o meno lo stesso equilibrio che abbiamo visto in Cansiglio tra aree pascoliere e aree forestali, ma con un importante patrimonio di pascoli, provvigione molto più limitata e composizione ben diversa. Abbiamo quasi esclusivamente una foresta di faggio, sono vecchi celui in conversione. Qui avevamo già dei lotti importanti in atto e il danno è stato più a macchie, puntiforme, e ha colpito, tanto per cambiare, soprattutto i nuclei di abete rosso all'interno della faggeta. Dall'altro lato della catena del Cesena Visentin abbiamo sul monte Faverghera una piccola area con un danno di circa 2.500-3.000 metri cubi su una superficie limitata. Segnalo queste cose perché sono proprio quelle tipiche situazioni in cui filiera solidale sarà particolarmente efficace, perché sono proprio tutte queste piccole situazioni dove magari è una proprietà privata, è una piccola proprietà forestale quella che potrà essere interessata, dove sicuramente non arrivano le grandi ditte ad alta meccanizzazione, come abbiamo visto invece intervenire nei grandi lotti che sono stati già citati durante i lavori odierni. Ecco, delle nostre 9 foreste, quella che ha avuto i danni più significativi è la foresta di Malgonera. Siamo nel comune di Taibon a Gordino, poco sopra Agordo, in una delle zone che sono state veramente più massacrate da quegli eventi di fine ottobre, perché siamo nella stessa zona dove pochi giorni prima della tempesta Vaia c'era stato un incendio che aveva interessato quasi 1 migliaio di ettari, uno dei più grandi incendi forestali avuti nel Veneto negli ultimi anni, e pareva che ci fossero veramente la maledizione di Dio che si stava scatenando su quelle zone, perché pioggia tra la più intensa, l'incendio qualche giorno prima, il vento che ha soffiato in modo violentissimo in tutto l'Agordino. Ecco, lì anche noi abbiamo una piccola proprietà, perché è una proprietà di 270 ettari, di cui soltanto un centinaio sono ettari boscati, e lì abbiamo danni praticamente al 100% della superficie della nostra foresta. Ecco, qui vediamo proprio questo versante meridionale con i pascoli in alto e la foresta in basso, e la cosa per noi più drammatica è che non c'è più una strada per arrivarci,
la strada di fondovalle della Valle di San Lucano è stata completamente portata via, sono stati portati via i ponti, le strade non le trovi praticamente neanche più, ecco, lì è stata l'apocalisse. E questa, vedremo poi, è l'area dove vogliamo con più intensità lavorare proprio in campo sperimentale assieme con l'Università di Padova. Questo per dirvi, queste sono le strade che oggi abbiamo a disposizione per entrare in questa foresta. Quindi è una foresta che è molto rappresentativa di una delle aree più colpite della provincia di Belluno, che è quella appunto della zona della Valle del Cordevole, sia nella zona bassa di Agordo che nella zona più alta sotto la Marmorada, eccetera. E questo è lo scenario davanti al quale si sono trovati i nostri tecnici quando sono riusciti dopo varie settimane a poter finalmente avvicinarsi alla foresta, perché altrimenti prima avresti dovuto semplicemente essere paracadutato all'interno della foresta. E infine la foresta di Giazza, quella che dopo approfondiremo con la relazione del dottor Loreggian. Anche questa è una foresta significativa, una foresta di circa 1500 ettari, della quale adesso non vi dico praticamente niente, vi dico solo che per fortuna anche qui abbiamo un'area molto colpita, un'area di rimboschimento recente di abete rosso, all'interno del quale appunto abbiamo deciso di seguire la strada, quindi di non vendere direttamente il lotto alla ditta boschiva, ma di fare una vendita su strada, cosa che, come dicevano i trentini prima, se per loro è frequente in Val di Fiemme, per noi è sostanzialmente inesistente nella nostra regione. Praticamente nessuno vende su strada e noi stessi come amministrazione regionale non abbiamo questa consuetudine che richiede un cambiamento profondo di strategia. Passo adesso la parola al collega Fontanile, che ci illustra questi casi, come abbiamo voluto intervenire nelle diverse specificità, in modo da poter poi avere anche un campionario e poter poi giudicare quella che sarà ex post un giudizio sulla migliore approccio. E approfitto per fare un'osservazione rispetto alla presentazione che è stata fatta in inizio conferenza. Quando parliamo delle grandi tempeste che hanno interessato l'Europa centro-settentrionale, a partire dal lato settentrionale delle Alpi per arrivare fino in Scandinavia, eccetera, eccetera, adesso diciamo andiamo lì, impariamo tutto. Ecco, quello che è interessante notare è che tutti, quando hanno avuto la tempête de Noël dei francesi, Lothar, di Vienne, tutti erano impreparati e si sono trovati esattamente come noi. Cioè, quindi quello che sta succedendo con Vaia da noi è anche una tremenda scuola, cioè, ci sta insegnando un sacco di cose, ma ci sta insegnando soprattutto quale strategia deve essere adottata. Tutta la discussione, non dico la polemica, che c'è tra abbiamo dovuto vendere forzatamente subito tutto oppure sarebbe stato meglio stoccare, tenere umido il legname, fare i piazzali, eccetera. Stiamo adesso imparando tante cose e quindi Vaia sicuramente ha questo grande valore di essere anche una straordinaria palestra. Ecco, per questo come agenzia abbiamo voluto differenziare la strategia di intervento nelle diverse foreste proprio per imparare il più possibile adesso su come gestire il legname, e la stessa cosa faremo per la ricostruzione, perché abbiamo l'intenzione di adottare le migliori tecniche che vedremo, che andremo a copiare dagli altri, dagli svizzeri, dagli austriaci, dai francesi, da chi prima di noi ha avuto danni in area alpina, per poi vedere quali sono più adatte alle nostre condizioni. Facendo questo pensiamo di adempiere alla nostra funzione di agenzia per l'innovazione. Lascio la parola al collega. Grazie. Mentre si prepara il dottor Fontanile, noi salutiamo il sindaco di Longarone, il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, che se porta un saluto ci fa tanto piacere. Visto dove si viene fin qua. Non si può mai stare in incognito. Sei venuto qui. Buongiorno. No, questa mattina ho dato il saluto a un altro convegno, secondo me importante, organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e poi questa mattina ho avuto anche la fortuna di incontrare l'ingegnere dell'acqua, che un po' è la persona che coordina tutte quelle che sono
le operazioni post-emergenziali, vero mio collega sindaco? E devo dire che quello che ci aspetta adesso è veramente un percorso importante, complicato, difficile, dove dovremo cercare veramente di mettere insieme tutti quelli che sono i pezzi e le squadre, quindi dal punto di vista delle istituzioni, dei gestori dei servizi, cercando veramente di poter utilizzare al meglio queste risorse che sono sicuramente ingenti che il governo ha stanziato per la ripresa di questo territorio. E sicuramente il tema che riguarda i boschi è uno dei temi principali sui quali noi sindaci da un lato siamo chiamati ad un impegno importante nel ruolo che abbiamo di soggetti attuatori oppure anche non di soggetti attuatori, per cercare di far intanto pulire il bosco il più possibile, ma soprattutto a far ripartire una sorta di economia che riguarda veramente la montagna, perché insomma qua tra strade silvopastorali, la sentieristica, penso che io poi che ho avuto la fortuna, passatemi questo termine, di sorvolare insieme al Presidente della Repubblica la settimana scorsa i territori, devo dire la sincera verità che ci sono veramente delle aree abbastanza macchia di leopardo, perché non è tutto uguale, devo dire la verità, e sono rimasto molto impressionato. La parte soprattutto più colpita, non occorre che non invento niente, sicuramente sopra Roccapetole ci sono veramente, lì è proprio tutto distrutto. In altre aree invece ci sono delle zone migliori, zone invece messe molto male. Penso che ci aspetterà un lavoro molto complicato. Il programma adesso è di attivare anche tutta una serie di cantieri. Dobbiamo correre, perché per spendere queste risorse ci è stato dato un timing che è il 30 di settembre, massimo fine ottobre, e lì dovremo cercare di fare di tutto, perché altrimenti questi soldi, l'hanno ormai già detto in tutte le lingue, se li prendono, e questo è poco ma sicuro. Quindi adesso mi pare che si stia definendo una nuova unità di struttura da parte della regione, quindi del commissario, che sta per definire un metodo abbastanza chiaro su come comportarci, e lì dovremo utilizzare, ripeto, tutte le forze che sono in campo per cercare di fare del nostro meglio. Io ho sempre detto, e chiudo perché non voglio ovviamente né tediarvi né portarvi via tempo, che dobbiamo cercare, è brutto da dire però in questi casi secondo me va detto, trasformare questa tragedia in opportunità, perché veramente, guardate, anche alla luce di quello che abbiamo, se riusciamo a spendere bene le ingenti risorse che ci sono arrivate, potremo veramente mettere in sicurezza una buona parte del nostro territorio, la cui fragilità ovviamente non è che possiamo lì intervenire, però si possono fare degli interventi di messa in sicurezza di strade, di boschi, di valanghe, di corsi d'acqua, che se li utilizziamo bene, secondo me riusciamo veramente a dare un futuro un po' più lungo. Quindi questo è il grande impegno, la trasformare le tragedie in opportunità. È un ruolo difficile, però è una bella sfida che dovremmo cercare di vincere, e lo dico tutti insieme, quindi in un discorso istituzionale, di categorie, di imprese, perché alla fine tutti siamo sulla stessa barca, come si suol dire, quindi tutti abbiamo questo grande impegno di cercare appunto di concretizzarlo e di raggiungere l'obiettivo. Non vi disturbo altro, grazie e buon convegno. Grazie. Buongiorno a tutti, allora io vi parlerò adesso degli interventi che abbiamo fatto nelle varie foreste demaniali che gestiamo. In primis la foresta del Cansiglio, dove abbiamo il presidio principale. Qui che ce lo dicano attraverso un modulo, ditecelo, voglio partecipare alla vendita del legname in Cansiglio a quei prezzi che io avevo stabilito, quindi sottoscrivendo il prezzo. A questa manifestazione hanno aderito tutte le ditte che normalmente lavorano in Cansiglio e anche una che generalmente lavora nell'area circostante, e con questo abbiamo fatto
dato lavoro a tutti. Abbiamo poi stabilito già il 16 novembre le aree dove abbiamo assegnato ad ognuna delle ditte le aree, assegnando quindi anche la quantità di metri cubi in base alla loro capacità operativa e in base anche alla qualità, c'è chi era più specializzato sull'abete, chi più sul faggio, e abbiamo dato direttamente i verbali di consegna nelle more della stipula del contratto, allegando capitolato, allegando tutti i documenti che di solito si fanno nei lotti. E quindi il 16 novembre in Cansillo le ditte hanno iniziato a lavorare. Poi il contratto nel giro di 20 giorni è stato stipulato e regolarizzato. Comunque noi quindi a poco più 10-15 giorni dall'evento avevamo 10 ditte boschive che lavoravano in bosco. La fortuna è stata che l'inverno poi è andato avanti bene e quindi hanno continuato a lavorare senza sosta. Abbiamo voluto però anche andare oltre, cioè abbiamo detto ci poniamo anche adesso come misurare tutto questo legname. È vero che noi abbiamo del personale, però è una fatica misurare 30.000 metri cubi, quindi abbiamo deciso come misurazione di andare essenzialmente una parte misurarla col metodo tradizionale a cavalletta, però la maggior parte misurarla sul camion, quindi a metro stero, quindi misurare il camion quando parte o in catasta. Quindi abbiamo fatto dei coefficienti poi per trasformarli da metro stero a metro cubo, però abbiamo voluto fare un accordo, sentiti anche il comandante provinciale, sentite le stazioni vicine a noi, abbiamo fatto un accordo con i carabinieri, quindi nucleo forestale, di dire aiutateci comunque a controllare tutto quello che esce dalla foresta. Abbiamo trovato questa disponibilità e praticamente ogni camion che esce dalla foresta ha una bolla fatta da noi con scritto la quantità, l'ora di uscita, e quindi quando esce, se viene fermato dall'autorità, c'è il controllo che lui è regolare, vuol dire che è uscito perché il camion è stato misurato. Se il camion viene fermato e non ha la bolla, ovviamente sarà sottoposto alle sanzioni penali, amministrative, quelle, è un furto in poche parole, non c'è via di mezzo. Quindi con questo accordo abbiamo anche noi una maggior sicurezza che chi esce sia in regola, non faccia il furbo, perché ovviamente cosa succede? Che noi il sabato e la domenica non ci siamo presenti, quindi può succedere che qualcuno prenda e esca il camion, e con questo accordo non è avvenuto e non avviene. Abbiamo detto che le due specie principali sono l'abete, abete rosso e abete bianco, e il faggio. Abbiamo ditte che lavorano esclusivamente l'abete e altre il faggio. L'abete è stato il primo ad essere sboscato perché vista anche la quantità poi che si riverserà sul mercato, abbiamo detto è meglio sboscarlo prima, ma anche per i problemi che poi più avanti potremo avere per il bostrico. Mentre il faggio alla fine possiamo ancora attendere perché la maggior parte è attaccato alla ceppaia e anche le radici sono in parte ancora a terra, quindi sicuramente adesso con la primavera ricaccia, quindi non ha ancora problemi che venga degradato. Ovviamente non possiamo lasciarlo lì l'estate, però ha ancora un po' più di tempo. Qui è un esempio di alcune cataste, qui ad esempio è prevista, alcune ditte lo scortecciano anche direttamente in bosco. Ovviamente noi siamo certificati, abbiamo la certificazione della foresta PFC del Cansiglio. Ecco qui alcune fasi della lavorazione con accadastamento di tronchi e biomassa, altre invece cataste di faggio. Ecco che qui appunto la divisione fra la legna e i tronchi, invece che i tronchi, come già era stato accennato prima, noi abbiamo un accordo con la ditta Itlas Lavorlegno, la quale compra tutti i tronchi superiori ai 35 cm di diametro. La situazione ad oggi abbiamo
abbiamo fatto bolle per 500 autotreni, non tutti camion e rimorchi, alcuni solo motrici. Abbiamo misurato 9.800 metri quindi e sboscato, portati via più che sboscato, 9.800 metri cubi, 8.000 di abete e 1.800 di faggio, quindi siamo a un terzo di quello previsto. In realtà l'esbosco siamo più verso i 12.000-13.000 metri cubi, perché le cataste che avete visto prima sono state sboscate ma non ancora misurate, quindi in realtà le ditte hanno lavorato a quantità per circa 12.000 metri cubi in pochi mesi. Io sono soddisfatto del lavoro che hanno fatto, perché, come ripeto, poi la fortuna è stata quella che l'inverno è stato clemente, quindi hanno potuto lavorare. Presumo che per la fine dell'autunno, inizio inverno, quei 30.000 cubi siano terminati. Già alcune aree sono terminate, stanno avanzando, alcune aree sono già sgombere, come quest'area qui. Questa qui è la situazione dopo l'intervento. Come vedete è una situazione questa che è una delle più colpite, dove è rimasto ben poco soprassuolo. Abbiamo questi problemi, ovviamente le ceppaie, che già oggi ne parlavamo, ovviamente soprattutto nelle aree turistiche, dove a maggior impatto bisognerà provvedere un attimo a sistemarle, a livellare il terreno. Ci saranno ovviamente dei danni al suolo, perché con una meccanizzazione meno spinta intervieni più con trattori eccetera, quindi maggior costipamento del suolo, ma soprattutto poi alla fine bisognerà fare i conti con le strade forestali, perché un punto è transitare tutti quei camion che abbiamo visto prima, comporta una distruzione, quindi bisognerà fare un forte intervento sulle strade forestali sia asfaltate che non. Io ho già visto in Cansiglio, sulla strada principale che porta fuori, che è asfaltata, che porta fuori questo legname, ormai si sta diventando ghiaia più che asfalto, già in pochi mesi. Già era messa male, adesso con tutti questi camion praticamente verrà distrutta, quindi anche qui ci vorrà un investimento per ripristinare la viabilità. Quindi questa è la situazione del Cansiglio. Il Cansiglio, in poche parole, intervento rapido, immediato e quindi subito al lavoro. Diverso è per le altre foreste, anche vista la dislocazione un po' più lontana. La foresta della Sinistra Piave, come abbiamo visto prima, ha schianti dislocati, non concentrati, e soprattutto ha colpito formazioni artificiali di abete rosso, quindi ha fatto anche un buon intervento, non ha fatto nulla di male in queste foreste. Due distinzioni: il Cesen, appunto, quindi sopra Valdobbiadene, schianti isolati, e sono avvenuti quasi tutti nei lotti già in corso, quindi la ditta non fa altro che intervenire, e la maggior parte sono piante che già dovevano tagliare, quindi non c'è nulla di più di quello che dovevano fare. Queste formazioni era già previsto che venissero in parte tagliate. Per quanto riguarda invece Faverghera, qui sopra proprio Belluno, abbiamo deciso siccome il comune di Belluno ha una massa schiantata di circa 30.000 metri cubi, noi ne abbiamo 2.500-3.000, ovviamente abbiamo detto, loro fanno la parte del leone, aggreghiamoci a quello che fanno loro. Proprio oggi c'era l'apertura delle buste del lotto di Belluno, quello che so è andata a buon fine, e quindi la ditta che vincerà, io contatterò la ditta che ha vinto questa aggiudicazione e gli dirò: guardate che a confine col comune di Belluno ho anche io 2.000-3.000 metri cubi, per favore fate anche i miei. Già le ditte che sono venute a vedere lo sanno, perché l'abbiamo già chiesto, quindi farò un accordo, una mia disposizione interna, e farò un contratto diretto con questa ditta boschiva, e infatti il comune di Belluno ha fatto tutta la procedura di evidenza di gara, ha verificato che la ditta che vincerà sarà in regola eccetera, quindi non faccio altro che agganciarmi, essendo piccolo rispetto a loro, a quello che hanno fatto, e darò l'affidamento diretto a questa ditta.
dovrò fare anche, perché il Comune ha fatto un sistema di misurazione ancora tradizionale, quindi dalla misura normale con gli sconti eccetera, quindi intende misurare a cavalletta tutto praticamente il legname che ne esce, quindi io, siccome devo applicare le stesse regole con cui ho venduto, non posso vendere e dire adesso io vendo a stereo se loro hanno venduto altramente. Faremo una convenzione col Comune di Belluno in cui si prevede che la Guardia Boschiva del Comune misuri anche in pratica il legname di Veneto Agricoltura. Quindi qui abbiamo scelto una via. Rimane appunto la foresta di Malgonera, dove questa si inserisce nel contesto generale dell'Alto Agordino, dove i danni sono stati impressionanti. Io sono poi di Falcare, quindi è la mia zona, e qui ci sono stati gravi danni alla viabilità di accesso, quindi è difficile avvicinarsi all'area. La difficoltà di esbosco dell'area, perché la strada arriva in fondo ma è ben distante, l'area schiantata rispetto alla prima strada, quindi non abbiamo piste forestali, non ci sono strade forestali. È necessario esboscare o con mezzi aerei, che può essere le teleferiche come l'elicottero. Comunque probabilmente sarà un intervento a macchiatico negativo, perché appunto siamo comunque anche a quote abbastanza elevate. Qui agiremo, anche qui cercheremo di agire al più presto, attraverso però un progetto pilota che coinvolge l'Università di Padova, a cui abbiamo chiesto nella veste del professor Cavalli e poi altri soggetti che vorranno intervenire nell'università, insieme a noi di fare un'area dimostrativa pilota, quindi di studiare un progetto che comprenda anche l'esbosco, di vedere quali parti esboscare, non tutto parti, però di fare anche uno studio, di vedere dove lasciare cosa succede, dove si esbosca cosa succede, cosa impiantare, quindi proprio una foresta dimostrativa, come già avevano fatto a suo tempo delle prove gli svizzeri, lasciando delle parti naturali, delle parti rimboschite, eccetera. Quindi questa sarà una vera area di studio, che ovviamente lo sarà anche il Cansiglio poi nella fase di ricostituzione, ma questa sarà un progetto pilota a 360 gradi. Quindi qua mi fermo perché il mio tempo è scaduto. Grazie. Grazie a Massimiliano Fontanile. Vedo in fondo il dottor Loreggian, prego cortesemente di avvicinarsi, perché restiamo ancora su Veneto Agricoltura. Massimo Loreggian, non so se solo c'è anche Primo Barzoni, c'è Primo Barzoni, bene, eccolo qua, che è di Palme SPA. Loro ci parleranno della filiera solidale per imballaggi, la rinascita della foresta di Giazza. Chi non sa dov'è la foresta di Giazza, è a cavallo tra il Veronese e il Vicentino, e anche questa è una foresta demaniale regionale. Prego. Dovrebbe partire. Vabbè, mentre Massimo... Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Sì, io presento brevemente la foresta di Giazza, foresta interessantissima, e faccio un po' da contorno, diciamo, introduzione anche alle interessanti considerazioni che farà il dottor Barzoni della Palma, della ditta Palma. Nella foresta di Giazza appunto abbiamo realizzato uno degli esempi di filiera solidale e quindi allora, mentre Massimo Loreggian prova un po' a sistemare le macchine, io vi ricordo, ripeto, per chi magari sabato fosse proprio nella foresta di Giazza, che potrebbe fermarsi verso le 10 a Rifugio Bertagnoli. Ci sei riuscito, Massimo? Sì, a poco. Sì, ma le dico sta cosa ormai. A Rifugio Bertagnoli alle 10, che all'interno della foresta di Giazza c'è un evento importante per le persone della montagna, perché
il coro dei Crodaioli con il maestro Beppi De Manzi ricorderanno lì il 60° del Signore delle Cime, che tutti voi conoscete, che è stato scritto da Beppi De Manzi 60 anni fa, ma cantato per la prima volta proprio a Rifugio Bertagnoli in onore della morte così, di Beppi Bertagnoli, un ragazzo che era suo coetaneo e che è morto in montagna. Sì, la proprietà regionale è, come vedete, nella parte diciamo occidentale della regione Veneto ed è anche nella parte diciamo nel lembo più estremo occidentale interessato dalla tempesta Vaia e anche abbastanza marginalmente, poi ad ovest si va solo in Lombardia, nella parte alta della Lombardia. Ecco, è una foresta che è a cavallo tra le province di Verona e di Vicenza, interessa 2 comuni, Selva di Pronio e Crespadoro, ed è una foresta molto interessante e molto particolare. Una foresta che va dall'abitato di Giazza in Alta Val di Lasi, per chi conosce da Soave la Val di Lasi è quella valle che poi va proprio a morire, a finire diciamo in Val di Revolto, e si estende appunto da quell'altitudine di 758 dell'abitato di Giazza fino alla cima Carega nelle piccole Dolomiti a 2259. È una foresta che ha delle caratteristiche e che mi ha portato subito a fare delle considerazioni anche proprio di carattere emotivo, diciamo, legate a questo evento Vaia. Nel senso che queste considerazioni sono legate proprio alla storia della foresta. Questa foresta è una foresta artificiale, è nata più di 140 anni fa, più di 150 anni fa, e questo porta a considerare quanto importante sia anche considerare l'aspetto protettivo idrogeologico che le nostre foreste hanno e che hanno subito pesantemente dei danneggiamenti. Queste funzionalità idrogeologiche sono oggi minate dagli effetti della tempesta Vaia e vediamo già nella ripartizione dei fondi, ad esempio, di cui parlava il Presidente, quante decine di milioni di euro siano destinati per la provincia di Belluno dopo 150 anni l'uomo si debba trovare impegnato a ricostituire, a rifare delle opere di rimboschimento proprio per ridare, per ripristinare quella funzionalità. E quindi qualche cenno storico con qualche immagine su questo contesto territoriale. In Alta Val di Lasi alla fine del secolo XIX, quindi gli ultimi anni, gli ultimi decenni del 1800, si assisteva a un quasi totale disboscamento delle superfici, erano terreni nudi, erano superfici nudi molto probabilmente analoghe a quelle di altri territori del Bellunese o del Trentino, e c'era la completa assenza di copertura vegetale ed era molto diffuso il dissesto idrogeologico. Addirittura lì ci sono delle immagini, come vedete, di piene nella zona dell'Adige, nonché nella valle di Crespadoro, che è l'altra parte dello spartiacque della foresta del Giazza, dove appunto non c'era una copertura vegetale diffusa. E quindi con la prima legge forestale, siamo nel 1877, quindi andiamo molto indietro, ma mi piace sottolineare queste cose a distanza di 150 anni quasi, no? La situazione era la prima legge forestale italiana, si era costituita diciamo un'autorità forestale molto diffusa, era assente, non esisteva a quel tempo nessuna autorità forestale che fosse preposta a una gestione attenta, a un controllo sul territorio, e quindi si diffusero, vennero istituiti i comitati forestali più o meno a livello provinciale. Il comitato forestale appunto di Verona ebbe subito questa grossa attenzione verso questo territorio e decise proprio di iniziare ad acquistare dei compendi territoriali, prima di tutto da privati nell'area veronese, ma poi, cosa molto curiosa e felice, anche attraverso il regio governo italiano riuscì ad andare a acquistare un territorio che allora era nel regno austro-ungarico e che oggi è in provincia di Trento, che fu il primo nucleo diciamo acquisito che andò a costituire diciamo la foresta di Giazza, vale a dire un territorio di 400 ettari in comune di Ala, quindi provincia di Trento, che comprò con quella denominazione i boschi del Turcato e le maglie di rivolte di Campobrun per quel valore in fiorini d'oro, ed iniziò subito un'opera di ricostituzione boschiva, immaginate, con tutte le maestranze possibili
recuperabili in valle, e si cominciò a effettuare quelle opere di ricostituzione boschiva fino ad arrivare al 1911 a inaugurare la prima foresta demaniale d'Italia. Questo è bello e significativo, perché fu appunto la prima foresta nell'area alpina, ma non solo, nel territorio nazionale, che venne istituita con un carattere di demanialità. Per 20 anni poi si protrarono gli interventi di ricostituzione e di rimboschimento nel territorio, interventi che seguivano evidentemente delle logiche, dei comportamenti, delle scelte tecniche di quel tempo, per cui l'allestimento di un vivaio ancora in loco, questa è la Palazzina Torcato, per chi conosce i luoghi ancora visibile, c'era un vivaio che produceva le piantine appunto per andare a ricostituire queste opere diffuse che vennero realizzate con gradonate e gratticciate per rinsaldare proprio i territori. Questa è la località Revolto, il Vecchio e il Nuovo, dove appunto c'è il rifugio Revolto, dove poi prima correva addirittura la linea doganale, e insomma fa vedere quanto la foresta abbia una storia secolare al suo, proprio come demanialità. La foresta di fatto dal punto di vista vegetazionale è interessata nella parte alta da mughete e praterie d'alta quota, da una zona pascoliva con pascoli ovini, tutte zone recuperate sia dal punto di vista architettonico con il riatto di fabbricati di pregio con valenze architettoniche molto interessanti, che dal punto di vista anche produttivo, perché circa 200 ettari di pascolo sono appunto caricati con pascolo ovino. Per quanto riguarda le formazioni di boschi, sono boschi di conifere, pecete e boschi misti con presenza di larice e anche di nuclei naturali di abete bianco, zone di faggeta montana che è parzialmente in conversione, per una superficie totale di 1476 ettari ripartiti quindi fra 1200 di boscata e 100 ettari di pascolo e l'improduttivo. Una ripresa assestamentale, la foresta è ovviamente pianificata, è certificata PFC da una decina d'anni, ha una ripresa assestamentale di circa 4700 metri cubi. Sì, non ha caratteristiche spiccate produttive, la porzione produttiva è di circa 150-200 ettari, quindi, però è una foresta che appunto esplica delle funzioni prevalentemente di carattere, è difficile dire prevalentemente, diciamo che la funzione ricreativa è molto diffusa, si può anche quasi sottolineare che sia prevalente, però di fatto è un po' un concerto di funzioni tutte espletate, diciamo, con uguale valenza, tra cui, come avete avuto certamente modo di capire, la funzione protettiva, in quanto a valle poi si aprono insediamenti produttivi, centri abitati e quant'altro, per cui fossero 2000 ettari, perché sopra ai 1400 che citavo ci sono i 450 della riserva di Campobrun in provincia di Trento, fossero 1800 ettari pelati o con scarse capacità di funzionalità idrogeologica, evidentemente gli effetti a valle sarebbero certamente molto preoccupanti. Per cui ancora oggi si continua ad effettuare questi interventi di rinsaldamento, di rinverdimento, sia ex novo che di manutenzione. Queste sono ex cave, diciamo, che insistevano sul territorio con retaggio di attività produttive degli anni 30, 40 e 50, oggi abbandonate e quindi rinverdite. Vengono effettuati degli interventi silvicolturali abbastanza, diciamo così, consuetudinari di tipo manutentori sulle pecete a livello di diradamenti e di prelievi di piante mature. Ecco, la foresta poi è interessante come esplichi anche un ruolo, come è stato forse sottolineato velocemente prima, un ruolo innovativo, nel senso che proprio rispondendo alle nostre funzioni si presta ad essere oggetto e campo di laboratorio e di studio. Questo è un esempio molto concreto che abbiamo sviluppato, cioè abbiamo fatto uno studio di fattibilità relativo alla filiera legno-energia, facendo sì che la foresta di Giazza sia il volano, diciamo, potesse essere il fulcro
nella possibilità di utilizzazione boschiva rispetto a terreni privati e terreni anche comunali nei territori dei comuni limitrofi di Selva di Pronio, Badia Calavena, Crespadoro e Lecoaro, giungendo a dei risultati anche molto interessanti. Sono rimasti purtroppo ancora risultati sulla carta, però potenzialmente ci sono dei dati disponibili molto interessanti che portano ad evidenziare quanto la foresta demaniale possa svolgere un ruolo di traino, un ruolo così di motore propulsore in un'attività innovativa a questo riguardo, che possa coinvolgere anche i privati, le superfici comunali, proprio per utilizzare il legno e la biomassa per varie finalità. Qui lo studio portava delle conclusioni molto dettagliate, vedete c'erano analisi a livello di classi di esbosco, difficoltà di esbosco, percentuali di cippato, tutta una serie di valutazioni ancora oggi disponibili, di 3-4 anni fa lo studio, per cui a sottolineare quanto la foresta svolga anche questo ruolo. Questa era una delle conclusioni. Purtroppo i boschi appunto pubblici in questo studio risultavano essere oggetto di un'elevata difficoltà di utilizzazione, ma comunque si sarebbe potuto e si potrebbe superare certamente questo gap. Veniamo a Vaia. Dicevo che Vaia, è stato accennato, ha colpito in maniera abbastanza marginale rispetto agli 8 milioni, certo 1500 metri cubi sono ben poca cosa, ma per fortuna che è andata così. È andata così e ci ha consentito, diciamo, di fare delle valutazioni che ci hanno portato a organizzare, diciamo, l'intervento di taglio d'esbosco, di allontanamento e quindi di adesione all'iniziativa Filiera Solidale sulla base di quei criteri tecnici che vedete lì. Abbiamo fatto 2 lotti, per ora in questi giorni stiamo procedendo alla vendita del lotto A, che è di circa 500 metri cubi, per il quale abbiamo fatto una gara, un esperimento di gara ufficioso per cercare di vedere qual era la possibilità di affidare il servizio di taglio ed allestimento a piestrada con un prezzo base di circa 41 euro a metro cubo. Contestualmente abbiamo sviluppato un esperimento di gara per vedere la vendita del materiale allestito che verrà allestito a piestrada. E in questo senso, per quanto ufficioso e per quanto sia ancora in fase di perfezionamento gli atti conseguenti, ecco il significato della presenza della ditta Palm. La ditta Palm si è aggiudicata l'acquisto di questo materiale che verrà allestito a piestrada e quindi darà, diciamo, concretezza all'iniziativa di Filiera Solidale. Procederemo quindi a un allestimento del materiale misurandolo per catasta, volume, quindi a metro stero per volume, applicando un coefficiente di 0,58 alle cataste risultanti. Ecco, io mi fermo qui perché questo è praticamente il là per introdurre l'iniziativa di Filiera Solidale e le considerazioni che ci esporrà il dottor Barzoni. Noi siamo molto contenti, diciamo, per quanto sia un piccolo passo questa iniziativa per 500 metri cubi, non voglio dire che ne seguiranno delle altre, questo è stato il nostro danno che abbiamo avuto a Verona e sicuramente lo svilupperemo anche per il lotto B per altri 500-600 metri cubi. Sicuramente l'iniziativa sta prendendo molto piede qui nel demanio regionale e come ho avuto modo di approfondire con i contatti fra ditta PAL sentiremo che sono estremamente interessanti le conclusioni pratiche alle quali perverremo. Grazie. Ricordo il nome, Primo Barzoni di Tapano. Intanto buonasera da parte mia, Primo Barzoni, rappresento Palm, quindi è una bella responsabilità come si dice? Questa. Sopra 2309. Sì, poi. C'è una bella responsabilità valorizzare, diciamo, la bellezza di quello che ha spiegato il nostro collega. L'ha impostato il tempo.
Bene, partendo dal titolo, no, che mi sono trovato, quindi l'ho apprezzato molto, l'ho condiviso, il parlare di filiera solidale vuol dire entrare in un'economia della complessità, quindi di vedere l'insieme. Quindi non sono un economista, non sono un imprenditore, però è indubbio che far funzionare una filiera solidale vuol dire riuscire proprio a mettere insieme tutta una catena di valori. E che io l'ho definita anche la rinascita nel senso di economia generativa, perché ognuno di noi che valorizza questa filiera sicuramente porterà avanti degli approcci positivi. Noi siamo a Via d'Anna di Mantova, la nostra azienda è dall'80, quindi siamo nati nell'80 e realizza su pestari di 30.000 metri, diciamo, con un'azienda modernamente attrezzata, una capacità produttiva di 2,5 milioni di palle, di cui 400.000 sono standard e 2 milioni di pezzi sono proprio applicati col design sistemico, quindi 500 modelli di pallet per soddisfare i bisogni di un arco di 200 km intorno all'azienda. Quindi si lavora su un'economia di prossimità, quindi il pallet ha un valore se lo produci, le consegni nelle 24 ore, 48 ore, quindi l'azienda non ha i magazzini, quindi il discorso dell'integrazione. E siamo stati credo i primi in Italia a dare concretezza alla certificazione del PFC. Oggi siamo al 90% dei fornitori totalmente tracciato. Attualmente il 20% è l'incidenza della materia prima a livello nazionale ed viene lavorata in un magazzino esterno. In azienda, diciamo, è diventata una grande sartoria per diversificare e si dice andare veloci. Cosa vuol dire il processo di diversificazione? Il processo è iniziato nel 96 quando il ministro Edo Ronchi, il ministro dell'ambiente, ha portato in Italia il sistema CONAI. Il CONAI nasce dopo l'esperienza del ministro Toffler in Germania, dove era stato definito che si doveva promuovere una corresponsabilità fra chi produce e chi utilizza l'imballaggio. Gli strumenti erano ragionare in ottica per ridurre l'impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita, gli strumenti appunto erano l'LCA e il co-design. Quindi questo ha comportato l'azienda a fare il primo approccio, diciamo, con l'Università di Torino, il design sistemico, politecnico, dove abbiamo introdotto in azienda anche le competenze oltre agli strumenti per lavorare su questo modo di valorizzare un'economia, diciamo, che era già locale all'epoca, ma soprattutto però per contestualizzare nell'approccio del design sistemico il concetto della naturalità della filiera legno. E questo anche per ridurne il peso volumi e rifiuti all'origine, per aiutare il modello industriale a ridurre il costo dell'impatto ambientale. Questo sicuramente ha portato anche un'analisi di LCA e il carbon footprint che anno per anno, diciamo, ha seguito a pari passi il processo con la certificazione. E quindi indubbio che la qualità del prodotto va a impattare sulla qualità delle persone, la qualità dell'ambiente e quindi tutto questo da trasferire al mercato che c'è da promuovere. Quindi soprattutto per fare questo serve una missione che deve essere coerente con una visione. E quindi, per dire, l'obiettivo 2020 per noi ci eravamo dati come certificazione B Corp. B Corp sarà l'anno prossimo, sono 40 anni dell'azienda e questa ultima certificazione B Corp vuol dire che intende che l'impresa include nel proprio progetto di impresa, a partire dallo statuto, proprio l'impegno di assolvere, diciamo, non solo il business, solo l'aspetto economico, ma misurare il proprio impatto sociale e ambientale. Si chiama BIMPACT, il sistema, e qui vediamo un altro. Quindi il percorso dell'innovazione di Palmi inizia un lungo percorso e quindi il là delle certificazioni, dell'ICA. Ecco, il disciplinare sistemico nasce con questo per vedere l'insieme del territorio, quindi la nuova qualità del prodotto che parla del territorio, del prodotto e, diciamo, quindi del modo di fare impresa e l'impegno a comunicarlo, a trasferirlo al mercato. Questo approccio ha facilitato l'avvicinamento a questo progetto di filiera solidale, quindi rientra in una logica che promuoveremo attraverso questo
di impact, no? Dove avremo gli strumenti per valorizzare tutto quello che è la storia che c'è dietro il prodotto. Andando veloce dei prodotti, questo oltre alla certificazione del PFC abbiamo anche i blocchetti in agglomerato, abbiamo un grande stabilimento nato in Italia attraverso l'investimento della raccolta degli imballaggi. Solamente in Italia sono 1.800.000 le tonnellate di legname immesso sul mercato, a fronte appunto dell'80% del materiale che finora acquistiamo dall'estero. Quindi se vogliamo un'economia slegata da un contesto di naturalità, un modello di business legato da quello che oggi il paese aveva bisogno, di creare un'economia locale. Quindi immaginiamo che dopo la tempesta Baia, diciamo, finito questo tour, si sia creata la cultura e la corresponsabilità fra chi produce e chi utilizza anche l'imballaggio, sino più di integrarci in questa logica di sistema. E quindi questo siamo finale miglia e siamo un'azienda che riesce a distribuire a livello nazionale tutti questi blocchetti che arrivano sempre da questo 1.800.000 tonnellate di legname immesso, che ci auguriamo che in futuro, anziché sia l'80% del legno di importazione, e magari anche non tracciato, quindi sappiamo che l'Italia è il terzo paese al mondo, diciamo, che contribuisce al taglio illegale e anche al commercio non corretto, e quindi sono d'accordo che purtroppo dal problema Baia può diventare anche una nuova cultura per il nostro approccio. Le Big Core ragionano un approccio di interdipendenza. L'interdipendenza è un po' il discorso di aver capito che il business deve essere una forza positiva per migliorare non solo il proprio conto economico ma il contesto in cui si lavora. In questo approccio di interdipendenza noi abbiamo iniziato a coinvolgere due dei principali nostri clienti utilizzatori dei pallet, e quindi abbiamo iniziato, quando con il nostro consiglio PFC è nato il progetto, ho iniziato a parlare con questi due clienti, quindi ancora prima di avere il contatto con i forestali. E queste due aziende, diciamo, hanno dimostrato subito interesse, e come si è potuto, diciamo, come il sistema PFC ha messo disponibile i due schemi, quello della firma dei proprietari forestali del bosco, aderire alla filiera sostenibile PFC, abbiamo aderito noi e abbiamo trasmesso, diciamo, come le associazioni di categoria anche queste due aziende, in modo da poter aderire e a loro volta di completare, diciamo, la voce di filiera. Il sistema filiera Baia, diciamo, la filiera sostenibile rientra molto in quello che è l'agenda 2030, che molte aziende, anche le scuole, stanno adottando i 17 goal dell'agenda 2030, in cui diventa interessantissimo cogliere per ogni goal, diciamo, come i cambiamenti climatici, come la gestione sostenibile, un lavoro dignitoso, il modo di produrre e consumare in modo sostenibile, quindi il 12, e il 17, diciamo, il network. Ecco, io vedo la filiera solidale PFC proprio in questo il goal numero 17, anche quello da trasmettere alla società civile, alle scuole, anche per lavorare tutti, che ognuno di noi nel nostro piccolo può contribuire a fare network, quindi a sostenere, diciamo, quello che per i prossimi anni il settore dovrà superare. Quindi l'impegno, sicuramente l'abbiamo visto prima, passa anche attraverso una governance di certificazioni e soprattutto una tracciabilità che in azienda parte dall'eticamento di ogni componente che arriva nel processo produttivo, da ogni etichetta, diciamo, con il codice barra, e continua fino al cliente. Quindi diamo la tracciabilità di ogni fase del ciclo produttivo ai nostri utilizzatori. Quindi parla di un'azienda normalissima, di un ciclo produttivo modernamente attrezzato, neanche troppo evoluto, perché l'azienda è molto sartoriale. La differenza la fa le certificazioni e l'approccio, appunto, come dicevo, sistemico, considerare tutto quello che non impatta, diciamo, sulla collettività. Questa è l'ultima innovazione.
siamo stati coinvolti con uno dei clienti che acquisterà tutti i pallet della filiera Vaia, e stiamo già lavorando sulla riduzione dell'impatto ambientale oltre che sociale e economico del film e della plastica che viaggia, diciamo, che si deve usare per avvolgere tutti i contenitori del pallet, e con questo angolo arrotondato un gruppo di Frese in linea che fanno questo processo consentono di ridurre l'impatto economico, sociale e ambientale della plastica, ma anche quello di sperimentare i film da fibra vegetale. Quindi filiera solidale, abbiamo messo in questo approccio di circolarità, rientrerà, diciamo, anche in dialogo con la società civile, che sono già attenti al discorso di chiedere un imballaggio, diciamo, sulla bioeconomia. Noi sappiamo che la fortuna, il vantaggio della nostra filiera legno è proprio di essere al centro di quello che oggi è il moderno approccio, che è quello della bioeconomia. Scusate, ho fatto mio figlio con una tecnica che non ci ho abituato, ho studiato una per una, questa me l'ha messa. Ok, vabbè, ci vediamo un po' su. Vabbè, anche in consiglio diciamo che sì, gli italiani lo vogliono, il legno certificato, ma dove lo troviamo? Chi me lo dice? Chi lo farsi notare, no? Quindi è importantissimo avere la certificazione, tutto, però insomma il nostro compito è anche non solo delle associazioni, ma anche il modello dell'impresa, il modello industriale deve saper in modo trasparente farsi carico anche di trasmettere in tutte le fasi del ciclo di vita, diciamo, una trasparenza del proprio modo di agire delle imprese, in modo che anche la filiera del legno certificato, PFC, maggiormente la filiera solidale, completa un modo di essere impresa al passo di come vuole la società oggi. Ecco, l'abbiamo ritrovata. Ecco. Siamo stati presenti al Festival dell'economia, diciamo, della società civile, economia civile, e loro hanno detto: ma cosa c'entra il pallet con l'economia civile? E allora, diciamo, è stato il gruppo di esperti ha spiegato che il pallet è l'imballaggio terziario, quindi si fa il marketing sull'imballaggio primario, un po' meno sul secondo, il terziario che è il pallet ci si dimentica, però il costo lo paghiamo nel prezzo dei prodotti che acquistiamo, e ha a che fare la nozione dell'impatto economico, sociale e ambientale del pallet, ha a che fare con la salute e la qualità della vita, diciamo, tutti noi, maggiormente se abbiamo un sistema virtuoso. Quindi si apre un dialogo sicuramente con la società civile che è molto attenta, anche il legislatore oggi, soprattutto nel mondo del packaging, dell'agroalimentare e della cosmetica. Parlavo forte, e quindi anche per noi sarà una fase molto importante, seguita da tutta l'azienda, questo approccio, diciamo, questo approccio di valorizzare, di poter dare il nostro piccolo contributo. Adesso abbiamo iniziato con un piccolo lotto, ma insomma siamo pronti per questo. Volevo trasmettere, diciamo, quello che abbiamo preparato per perfetto, e così la nostra catena di fornitura. Ok, allora diciamo che dopo Palm riusciremo in un tempo breve inserire anche i nomi degli utilizzatori e un modo di comunicare sul mercato. Questo è sempre l'approccio della nostra circolarità. Abbiamo fatto una fiera importante a Milano dove abbiamo coinvolto 14 aziende B Corp, certificazione come la nostra. Una delle aziende che utilizzando gli imballaggi di filiera diciamo Vaia è una B Corp, e quindi parlo di questo gruppo, e quindi anche il gruppo di queste donne diciamo, diventeranno fanno parte degli stati generali delle donne, e quindi una cosa inaspettata in cui troviamo anche un movimento, diciamo, queste donne vogliono occuparsi di economia e di paesi, sono paesi, quindi abbiamo avuto la gioia di condividere con loro
manifesto della filiera solidale. Con le eccedenze delle materie prime, oltre solamente alla ottenere della materia prima, stiamo sostenendo una piccola impresa sociale e che anche le eccedenze delle materie prime, sotto un'ottica di circolarità, non va sprecato, non va solo in energia o in pannelli solari, ma diventano prodotti che creano economia anche nella fragilità e quindi rientrano in circolo sempre nuovi prodotti anche abbastanza creativi. Ecco. Quindi il discorso della sostenibilità, la circolarità entra proprio in questa, diciamo, gestione di un'economia più complessa, come vuole essere capita e sviluppata e praticata dalla filiera solidale del PFC. Grazie. Allora, molto bene, grazie per l'intervento. Palm fa queste cose interessanti, speriamo che altre aziende possano seguire questo esempio. Ora continuiamo, vediamo di sentire anche importanti come posso dire, attori. Ecco, adesso abbiamo la Coldiretti, c'è Michele Nenz della Coldiretti Veneta che sulla baia, devo dire, ha fatto cose molto importanti anche con grande visibilità, come posso dire, mediatica. Ho ben presente un'iniziativa a Padova, al Verdi, al Teatro Verdi di Padova, con ecco, anche delle cose innovative, posso dire, quindi dei concerti. Poi dopo ricordo anche a Vicenza un altro intervento presso le scuole, in quel caso anche Veneto Agricoltura ha partecipato, ma è molto attiva da questo punto di vista proprio per elevare la sensibilità generale sul tema. Grazie Nenz. Grazie a voi, grazie a PFC per l'invito. In verità l'intervento riguarda prevalentemente quello che è il gruppo PFC Foresta Amica, quindi il gruppo che nel 2008 fondamentalmente abbiamo creato in Veneto come Coldiretti. Capofila è appunto Coldiretti Veneto. Di fatto il sottoscritto è il responsabile del gruppo, mentre Alessandro Ludatis, che è qui in sala, è il gestore del sistema documentale, ma che anche mi ha aiutato oggi in questa presentazione. L'organismo di certificazione, ci tengo a ricordarlo, è CSQA, con i ragionamenti che prima Antonio Brunori faceva per quanto riguarda anche l'aspetto solidale che anche gli enti di certificazione possono fare nel loro piccolo, e quindi ringraziamo anche CSQA di questo. Un po' la storia di questo gruppo. Nel 2017 la Regione Veneto, diciamo così, abbandona il progetto pilota di certificazione forestale, quindi esce e libera, se volete, le aziende e i proprietari forestali per quanto riguarda la certificazione. C'è stato, diciamo così, un interessamento da parte di Coldiretti in questa fase nel portare avanti il gruppo di certificazione. Evidentemente le aziende si sono sentite liberi, i proprietari si sono sentiti liberi di aderire a gruppi di certificazione diversi, alcuni hanno aderito a quello appunto promosso dalla Coldiretti del Veneto, altri hanno scelto altre strade e quindi oggi in Veneto contiamo circa 3 gruppi organizzati per quanto riguarda la certificazione forestale. Il nostro gruppo si è costituito in gennaio del 2018 con soli 3 aderenti all'inizio, è stata una scelta anche questa. Veneto Agricoltura è uno di questi, il comune di Belluno, che oggi abbiamo sentito essere proprio andato all'asta, no? Prima con il legname degli schianti di Vaia e una regola dell'Alpago. Il gruppo poi successivamente nel maggio del 2018 si è ampliato, siamo arrivati oggi a circa 19 realtà per un totale di 21.000 ettari certificati. Nel 2019 ci saranno ulteriori diciamo così, ingressi da parte di proprietari che si stanno avvicinando a quella che è la certificazione forestale, sia per opportunità ma sia sicuramente perché credono a una gestione di questo tipo. Il gruppo è costituito prevalentemente, e questo è
un problema, devo dire, nel senso che forse gli altri gruppi, a parte quello che si è costituito sul Vicentino che è totalmente pubblico, ma l'altro gruppo costituito in provincia di Belluno è un gruppo quasi completamente privato. Un gruppo pubblico per il 78%, mentre il 22% è la proprietà privata. Fondamentalmente quando parliamo di proprietà privata parliamo di regole in questo caso. Vedete, la gran parte della superficie è situata nella provincia di Belluno, una piccola parte è la foresta di Giazza che abbiamo visto prima, nell'ente agricoltura, quindi nella provincia di Verona, nella provincia di Treviso, e una parte, vedete qui anche la Ascoli Piceno. L'anno scorso come diciamo così, come Coldiretti e come gruppo PFC Foresta Amica abbiamo diciamo così, inserito quella che era una realtà della comunanza agraria di Montacuto, che è appunto in provincia di Ascoli Piceno, una realtà che non conosceva la certificazione forestale, ma che fondamentalmente è stata la prima delle Marche ad essere certificate. Nel centro Italia c'è, diciamo così, sarebbe interessante ragionare proprio per uno sviluppo di questa realtà di certificazione. Chiaro che i boschi sono in alcuni casi molto diversi dai nostri, anche la gestione forestale di fatto è molto diversa rispetto alla nostra. Alcune problematiche che abbiamo riscontrato in questo diciamo così, anno e mezzo di attività: sicuramente una parte importante per il nostro gruppo è la presenza dei piani di assestamento che in alcuni casi sono scaduti e che hanno avuto difficoltà per varie vicissitudini ad essere rinnovati. Uno tra tutti quello di difficoltà economica dei comuni a gestirli. La Regione in questi giorni ha emanato dei bandi proprio per contribuire alla realizzazione di piani di assestamento, quindi contiamo che alcune proprietà che non sono riuscite a entrare in certificazione proprio perché per l'assenza dei piani di assestamento riescano entro quest'anno insomma, diciamo così, entro il 2019-2020 riescano ad entrare. Alcune difficoltà ancora per quanto riguarda la PFC, lo racconto, è proprio la mancanza molto spesso di tecnici che seguono le imprese e soprattutto i proprietari, in questo caso proprietari pubblici, e quindi la famosa guardia boschiva in alcuni casi non è presente, e quindi anche il seguire l'assestamento e soprattutto il piano di taglio, vi dicendo, è di maggiore difficoltà. Ovvio che in molti casi entrano in gioco i dottori agronomi forestali, che hanno sicuramente una importanza notevole in quella che è poi la gestione appunto attiva della proprietà stessa. Da questo punto di vista alcune altre problematiche riscontrate ovviamente anche i rinnovi e le scelte amministrative che ogni anno implicano fondamentalmente dei cambi di scenari che in alcuni casi mettono anche a repentaglio quella che è la certificazione di filiera forestale. La filiera è stata per noi un momento anche comunque, e passo alla parte diciamo così del prima di Vaia e dopo Vaia. Ci siamo chiesti come gruppo di certificazione forestale quale fosse il nostro ruolo. Il ruolo è sicuramente centrale, quello di promuovere la certificazione forestale, di seguire il gruppo e via dicendo, ma la nostra natura sindacale, la provenienza diciamo così da un'associazione di categoria ci ha portato sicuramente a ragionare in altri termini e a cercare anche di risolvere quelle che erano le problematiche a cui siamo andati incontro, appunto, per esempio l'assenza di soggetti formati all'interno dei comuni. Quindi uno degli aspetti su cui abbiamo lavorato negli ultimi 2 anni è sicuramente quello di aggregare l'offerta, quindi garantire a chi poi acquista il legname quella che è una omogeneità, e quindi la certificazione è un prerequisito in questo senso, ma poi di garantirne anche l'utilizzazione, quindi creare quelli che poi magari Piero Torico qui presente tratterà, che sono i consorzi forestali. Quindi questo è stato un lavoro diciamo così importante, è un lavoro in molti casi che richiede molto tempo e richiede anche, posso dire, anche una buona dose di pazienza nell'attendere quelle che sono le decisioni e nel continuare a promuovere quello che è un'idea di progetto. Devo dire che all'interno del gruppo ci siamo chiesti, come Ente Agricoltura, con i comuni, quali erano i sistemi per arrivare a quello che diceva adesso
chi mi ha preceduto, cioè quello di riuscire a valorizzare il legname locale. La provincia di Belluno in particolare ha da anni una problematica importante, che è quella di riuscire a valorizzare a livello locale il legname che da qui prende altre strade. Probabilmente altre strade che non sono neanche così, diciamo così, da disdegnare, nel senso che sicuramente rendono alla filiera e ai proprietari anche dei begli introiti in alcuni casi, ma che di fatto vanno a perdere quel valore aggiunto che invece vanno a realizzare altri, magari inoltrante. Ecco, quindi abbiamo cercato, lavorando con più soggetti, quindi i rappresentanti di quello che è il mondo della proprietà, con i rappresentanti di chi organizza poi la filiera successiva, gli artigiani, gli industriali e via dicendo, per ricreare una filiera forestale. Se ne è parlato all'inizio, probabilmente in Trentino, cosa che pensavamo fosse una filiera ormai quasi organizzata e via dicendo, qual è stata la difficoltà del dopovaia. Devo dire che qui quella filiera oggi non c'è, e sarebbe opportuno con questo evento riuscire a riorganizzarlo. Non spetta soltanto a noi, non spetta soltanto a me dire come. Noi un'idea l'abbiamo presentata sui tavoli, l'abbiamo prospettata a chi oggi è il commissario o il subcommissario che in Veneto gestisce l'emergenza, ma sicuramente il problema vaia è soltanto un momento che invece deve essere un'opportunità, lo diceva bene prima Padrin, per una rinascita della foresta, una rinascita anche della filiera però forestale, che parte dalla certificazione forestale ma che arriva fino a realizzare prodotti e anche alla fase energetica, quindi quell'utilizzazione a cascata che il dottor Mezzalira molte volte ha citato nei suoi incontri, ma che mi trovo assolutamente con lui a condividere questa necessità, che è una necessità bellunese, ma che è una necessità anche di tutta la regione Veneto, partendo e passando anche per l'area di Vicenza. Abbiamo fatto altre iniziative, indirizzare scelte politiche, ho scritto io qui, ci sono delle progettualità sui fondi di confine, qui non è il caso di dilungarci, però sono fondi che potrebbero andare a colmare il gap che c'è con altre realtà, quindi dobbiamo imparare a utilizzarli bene. Formazione e incontri proprio per promuovere la filiera, coordinare anche finanziamenti. Faccio un esempio su tutti: le aree interne della Gordino e del Comenico sono due strategie del Ministero della Coesione, ma sono due iniziative che hanno al loro interno una dotazione finanziaria utile per ripristinare la filiera forestale. Nella fattispecie il Comenico ha una dotazione per la creazione dei consorzi forestali e quindi vedo che c'è un grande interesse in questo senso. L'ultima cosa che dico, l'ha detta probabilmente adesso Mimmo Vita, che è quella della comunicazione. Mai, l'abbiamo detto in tanti convegni, mai la filiera forestale, la foresta in generale è stata al centro dell'opinione pubblica, del pensiero, e mai siamo riusciti ad essere così centrati e attenti a quelle che sono le dinamiche che oggi succedono, ai cambiamenti climatici e così via. Dobbiamo sfruttare probabilmente meglio e con una comunicazione più efficace tutti, e quindi forse questo è l'ultimo messaggio che dico, quello che effettivamente facciamo, perché molti oggi non conoscono quello che facciamo, magari conoscono il Cansiglio, magari conoscono i boschi della Gordina e via dicendo, ma non sanno che, della Val Bisdente, senza lasciare fuori nessuno, dell'Altipiano del Desiario e via dicendo, ma non sanno che cosa significhi ancora parlare di gestione forestale sostenibile. Quindi questo è un appello che a tutti noi dobbiamo darci come obiettivo per riuscire a valorizzare ulteriormente quelle che sono le nostre risorse. Vi ringrazio e chiudo il mio intervento. Molte grazie a Michele Nenza. E mentre Piero Torco della segreteria nazionale di Federforeste si appropinqua al microfono, allora io volevo ringraziare un attimo Nenze e prendo il tempo su questa cosa della comunicazione. Io mi interesso di boschi dal 1986, non sono un forestale, sono un giornalista, e devo dire che ho due segnalazioni da farvi e da fare. Segnalazione 1: i forestali sono pessimi comunicatori, nel senso che
sostanzialmente, forse proprio perché in Italia c'è questa abitudine, faccio velocissimo, a legare il bosco alla montagna, e quindi noi conosciamo il carattere chiuso dei forestali, quindi sono poco inclini ad essere comunicatori. Dall'altra parte devo anche dire che in Italia non ho capito per quale motivo le foreste non interessano, in generale, voglio dire, quindi c'è poca comunicazione, non è colpa in questo caso vostra, ma è colpa in generale. Ed è vero, quindi Nenz, si comunica poco e tutti comunicano poco, però io penso che anche questo della foresta vaia, ecco, questa attenzione che c'è va sfruttata, e vuol dire anche che forse nel giusto modo qualcosa si può dire, però facciamo tesoro, comunichiamo male e dall'altra parte ci ascoltano anche poco, e quindi forse bisogna fare un ragionamento. Prego, grazie, prego Totti. Buonasera a tutti. Innanzitutto sono portatore di una buona notizia, sono l'ultimo relatore, quindi l'atteggiamento di tutti voi deve essere estremamente positivo, accoglietemi con un sorriso. Grazie. Federforeste, prima di iniziare qualsiasi altra valutazione è importante, almeno per me, che si spieghi che cos'è Federforeste, perché magari non tutti la conoscono. Federforeste rappresenta le imprese singole associate, privati, enti e gli organismi che possiedono in qualche modo superfici forestali. La forma associata che Federforeste predilige, forse il termine è sbagliato, che diciamo è più consono al suo operare, è quello del consorzio forestale. Consorzio forestale che nel nostro modello lo vediamo con attività esterna, più avanti vedremo poi di approfondire, ma trovano collocazione nella nostra organizzazione tutte quelle realtà che sintetizzo proprietà collettive, che qua in qualche modo ci riconduce, il pensiero ci porta alle regole, alle amministrazioni separate di beni di uso civico e nonché i privati possessori chiaramente di superfici forestali. Tra le proprie attività Federforeste mette in modo particolare l'accento su quella che sono gli statuti che reggono le sorti dei vari consorzi forestali, e per quelle che sono tutte le altre necessità in qualche modo che possono intercorrere tra il fiscale, il tributario, il previdenziale, ci avvaliamo della collaborazione con le strutture di Colleretti. Non entro nel merito di quello che è stato il disastro Vaia, perché è stato ampiamente disquisito, ma vorrei evidenziare un aspetto che era presente prima di Vaia e dopo di Vaia, cioè quello che il mondo della proprietà forestale ha delle carenze, dal mio punto di vista ovviamente, d'ordine aggregativo. Spesso, sovente, volentieri il proprietario forestale, sia esso pubblico sia esso privato, è, passatemi il termine con una battuta, un libero pensatore poco incline in qualche modo ad aggregare quelle che sono le proprie sorti di un imprenditore. Tra le opportunità, qualcuno prima, il Presidente della provincia, ha parlato di opportunità, ritengo che quella di curare in qualche modo, e per questa parte d'Italia, l'aggregazione delle varie proprietà può rappresentare effettivamente una opportunità, e cercherò in qualche modo di spiegare il mio dire. Intanto, un consorzio forestale è sostanzialmente, ha nel suo DNA la tutela del diritto di proprietà dei beni amministrati, la valorizzazione delle risorse rinnovabili e nel contempo la tutela degli aspetti ambientali ed ecologici, promuovendo lo sviluppo sostenibile del territorio di riferimento. Sono un insieme di fattori che ci devono portare in qualche modo a guardare con attenzione quella che è questa aggregazione, perché la costituzione del consorzio
va letta come impresa agroambientale, ed è la prima volta, me lo sentirete ripetere, perché impresa è quello che in qualche modo stiamo cercando di far passare nella mente dei più, perché il consorzio forestale deve essere considerato e deve muoversi come un'impresa, e questo è una delle prime parole chiave del mio dire di questa sera. Ed è un'impresa che è partecipata dai proprietari, ovviamente non con del denaro. Ho voluto parlare di reddito domenicale agrario per rendere l'idea, è la partecipazione in qualche modo ad una gestione collettiva di un bene che rimane comunque privato, che comunque rimane mio. Tutto ciò che dirò ha il supporto legislativo di varie norme di cui non vi voglio assolutamente annoiare, ma questa frase, per favorire lo sviluppo e una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali. Questa è una frase estrapolata dal testo unico forestale, dall'ultima norma che in qualche modo, per la quale stiamo aspettando i decreti attuativi e semmai arriveranno, ma questa è sostanzialmente la citazione che nel testo unico riguarda i consorzi forestali. Il consorzio forestale è essenzialmente una forma di associazionismo fondiario tra proprietari privati, pubblici, quindi la massima elasticità da questo punto di vista. Il consorzio ha una struttura giuridica semplice, caratterizzata da poche norme imperative rispetto alle società, ed è utile quando si intendono definire più liberamente i rapporti tra i consorziati. È volontario, il consorzio è assolutamente volontario. Lo scopo del consorzio non è l'utile, come per le società, ma la realizzazione di un beneficio per i consorziati. Questo è un altro passaggio estremamente importante. I consorziati, in ipotesi, facciamo l'esempio delle regole, mantengono comunque, anche nel momento in cui aderiscono al consorzio forestale, la loro titolarità di dominio collettivo, le loro consuetudini e ciò che il loro statuto va a indicare. Quindi non si va a toccare minimamente ciò che è la vita interna dell'associato. Nel caso dei consorzi forestali è preferibile la costituzione in forma di consorzio forestale con attività esterna. Qui mi devo fermare un attimo perché è uno dei nodi che rendono particolarmente appetibile il meccanismo del consorzio forestale, soprattutto per quelli che sono gli enti pubblici. La primaria azione del consorzio forestale è l'attività a favore dei propri soci. Ma quando dicevo impresa, ecco, qui arriviamo all'impresa, perché il consorzio forestale può anche agire in termini di attività richiesta con soggetti che non sono soci. Faccio l'esempio: abbiamo creato un consorzio forestale tra 3 comuni e 2 regole, il comune confinante con questa aggregazione non ha ritenuto opportuno associarsi, ma ha necessità di fare gestione sostenibile della sua foresta, ha necessità, un comune qualsiasi, di poter incidere nella pulitura dei fossi. Sto citando degli esempi reali, né più né meno. Ecco, allora può intervenire in quella realtà non associata come un'impresa, emettendo fattura per quelle che sono le attività che va a svolgere. Dispone l'articolo 2614 che i contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Il consorzio forestale non perde
la sua natura di organizzazione privata anche quando la sua base associativa è interamente costituita da amministrazioni pubbliche. Per chi qua in sala è amministratore pubblico, ritengo che sia un passaggio non banale. Nei consorzi forestali tutti i consorziati operano a livello paritetico indipendentemente dalla loro natura privata o pubblica. Vige una testa, un voto, a meno che l'assemblea, che è sovrana, voglia decidere in maniera alternativa. Quando si diceva che il consorzio forestale ha una struttura molto semplice, qua è indicata, c'è un'assemblea, c'è un presidente, c'è una commissione amministratrice, un CDA, chiamiamolo come volete, un collegio dei revisori dei conti e eventuali strutture amministrative, strutture tecniche che l'attività che va a svolgere il consorzio forestale potrebbe richiedere. La durata del consorzio viene stabilita dai vari consorziati. Sto cercando di accelerare. Questa slide probabilmente non è completa, ma ha voluto essere la fotografia di quello che fanno i nostri soci, sostanzialmente, i nostri soci consorzi forestali, e fanno gestione dei prodotti forestali, ci mancherebbe, quindi piani di assestamento, certificazione, piani economici, asti di vendita, commercializzazione per area vasta, mettendo insieme le proprietà più comuni, più privati. Voi capite che questo significa in qualche modo una razionalizzazione dei costi e un modo di approcciare in qualche modo esigenze comuni con una strategia comune. Di strade forestali e di altri interventi, signori, a me succede spessissimo di trovare il comune che magari ha ottenuto anche l'intervento pubblico per la parte di competenza. Benissimo, facciamo la parte di competenza, magari il comune a fianco non l'ha avuta e quindi facciamo quei strani lavori che ogni tanto vediamo in montagna, dove c'è una bellissima pista forestale che poi si interrompe. Ecco, queste sono le opportunità che un consorzio forestale di comuni, facendo una domanda al PSR cumulativa, può in qualche modo arrivare ad ottenere e a mirare al meglio quello che può essere quell'intervento. Servizio consorzio di vigilanza e controllo. Noi abbiamo dei consorzi forestali che mettono a disposizione e gestiscono i patentini dei funghi. Faccio il nome: Comunali e Parmense, Borgo Valditaro, tutto quello che è gestione del patentino e controllo, vigilanza, viene effettuato dal consorzio forestale, che fa un lavoro sostanzialmente di sussidiarietà al pubblico, sostanzialmente. Accesso a domande contributive, PSR, interventi che sono aperti ovviamente anche per i consorzi forestali, tutela delle produzioni, funghi e prodotti del sottobosco. Quel consorzio forestale che ho citato prima è il papà dell'unica IGP sul fungo che c'è in Italia, quella di Borgo Valditaro. Quindi sono attività che, come vedete, vanno oltre quella che è la gestione forestale, per entrare proprio a pieno nella multifunzionalità che la foresta in qualche modo offre e mette a disposizione. Attività turistiche, mountain bike, escursionismo, trekking, tutto quello che quando abbiamo una viabilità forestale all'onore del mondo si aprono degli scenari che sono di questa natura, e ovviamente il consorzio forestale, nel momento in cui aggrega più proprietà, riesce ad offrire un prodotto anche turistico di una valenza sicuramente maggiore rispetto a quello che può fare un comune in solitudine o una regola in solitudine.
Protezione civile, abbiamo anche consorzi forestali che mettono a disposizione la loro conoscenza puntuale del territorio a favore della protezione civile, e in molte parti d'Italia la sede del consorzio forestale corrisponde con la sede della protezione civile, quindi è un tiro d'insieme su questa tematica. Non potevo non toccare quella che è la parte economica, perché normalmente è la parte che solletica un attimino di più come funzionano, insomma, all'interno questi consorzi forestali. Beh, intanto hanno dei costi fissi che velocemente faccio scorrere e che sono a carico ovviamente di tutti i soci. Ci sono dei costi variabili. Intanto un consorzio forestale ben amministrato si rivolge al mercato per quelli che possono essere affidamenti o bandi che possono richiedere l'intervento di imprese forestali o qualsiasi altro tipo di necessità che possa avere il consorzio forestale. Ma all'interno del consorzio forestale ci si muove per interessi, mi spiego. Se io ho un consorzio forestale costituito dai miei soliti 3 comuni e 2 regole, posso però essere interessato a richiedere i benefici del PSR per una viabilità forestale che interessa un comune e 2 regole e non tutti. Quindi costi e benefici andranno a ricadere unicamente per i soggetti che sono interessati a quel micro progetto all'interno del consorzio forestale. Mi sono spiegato? Sì. Questo, in altri termini, si chiama il sistema della contabilità separata. Quindi, sostanzialmente, riassumendo, un consorzio forestale deve essere di natura volontaria, fondiario e di diritto privato. Il consorzio rappresenta il momento organizzativo della proprietà privata e pubblica. Il consorzio fa sistema con tutti i soggetti territoriali interessati alla tutela e gestione del territorio. Signori, quando andiamo ad organizzare percorsi escursionistici o di trekking o di mountain bike, inevitabilmente quel consorzio forestale va a rapportarsi con quelli che sono in quel comune, su quel territorio, coloro che fanno promozione dei prodotti agricoli, fanno attività, si promuove un tiro d'insieme che si chiama valorizzazione di un territorio, di cui il consorzio forestale può essere un attore, anche magari protagonista, e abbiamo i casi in cui questo accade. Il consorzio si comporta da impresa, ricercando redditività ed economicità, concorrendo alla crescita socio-economica e occupazionale per le aree di riferimento. Il consorzio fa della gestione sostenibile forestale il suo viatico, con l'obiettivo di giungere alla certificazione in bosco ed evolversi in una certificazione di filiera e di territorio. Ho cercato di essere più sintetico possibile e aggiungo soltanto questo. Il concetto di multifunzionalità in un consorzio forestale trova la sua massima espressione e, permettetemi, un consorzio forestale che agisse a pieni giri è anche un animatore sociale, e questo è l'obiettivo che si chiama, in altri termini, valorizzazione di un territorio, magari anche dopo il vaia. Grazie. Bene, allora grazie a Federforesta e grazie a Tokyo. Io non ho niente da chiudere, nel senso che veramente era l'ultimo intervento. Io penso comunque che, per carità, non eravamo in molti, ma abbiamo fatto un bel esercizio, abbiamo approfondito bene, abbiamo chiarezza su molte cose, quindi adesso possiamo tornare al lavoro convinti che possiamo fare delle cose importanti. La tempesta vaia, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è anche un'opportunità, giochiamocela.
Grazie a tutti, buona serata. Grazie.